si volge a te, il genitore mi toglie il fatto, a te il mio cuore chiede mercé, si chiede mercé. Per tanto affanno prego a tuoi piedi, non hanno tregua ai dolori, il dolor mio dal cielo tu vedi, de salva, oh Dio, il genitore. Ave E questa mattina abbiamo aperto con questa bellissima Ave Maria dedicata a tutti voi, a tutte le donne che non ci sono più. Speriamo a quelle che non ci saranno più, forse, chissà, vedremo che leggi ci saranno, se modificheranno qualcosa, anche questo codice rosso che fa qualche passetto, ma non abbiamo risolto il problema. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza il dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso, che ringraziamo, è venuto anche quest'anno a fare gli auguri, a salutarci. Grazie direttore di essere qui. Saluto anche Don Alessio Magoga, collegato da Vittorio Veneto, direttore settimanale Diocesi Lazione. Buongiorno Don Magoga, grazie anche a lei di essere qui con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Mi piace questo contrapposto, queste due figure molto importanti che abbiamo questa mattina, perché parleremo di fragilità, di diversità, di integrazione
tanti temi e di sicurezza. Allora io partirei proprio dal dottor Quagliotto. Dottore, cosa ci racconta nel 2023, cosa è successo che le ha fatto più male, e dopo passiamo subito a cosa spera nel 2024, visto che veramente le fragilità che lei tutti i giorni incontra e cerca anche di supportare non è cosa semplice e facile, visto quello che abbiamo nel piatto. Cosa mi fa più male è vedere, non è un episodio specifico. Quello che mi fa più male, sia personalmente che professionalmente, è vedere l'aumento della fatica umana all'interno delle carceri. E non parlo soltanto del sovraffollamento, che è un argomento trito che tutti conosciamo. Parlo proprio della condizione umana. Il carcere, da questo punto di vista, Treviso non fa eccezioni, è la lente di ingrandimento di fenomeni sociali esterni. Lente di ingrandimento in che senso? Che troviamo un concentrato di umanità all'interno del carcere, lì sotto le lenti del nostro microscopio, che quindi vediamo con più nettezza, con più precisione, e vedo soprattutto aumentare il disagio delle persone, il disagio psichico. Ci sono tante persone che possiamo definire borderline, che non hanno delle diagnosi psichiatriche, però che vivono una sofferenza evidente che poi agisce anche in maniera impropria, e è la stessa sofferenza, che c'è all'esterno. E questo molto più negli anni scorsi, e ho visto un'impennata quest'anno. Ecco, non so, forse qualche congiuntura astrale ha portato in carcere persone particolarmente deboli da questo punto di vista, non lo so. Comunque sicuramente per me il 2023 è l'anno che ricorderò come quello di maggior fatica nella gestione di questi casi. Poi io all'anno 2024 non affido niente, perché non credo alla superstizione. Per me il 1° gennaio sarà soltanto il giorno susseguente al 31 dicembre, ci sono altri calendari in altre parti del mondo che cominciano in altre date, ma non vedo che ci sia nessuna bacchetta magica che fa la spartiacque fra questo e quell'altro, quindi insomma non auguro assolutamente niente. Allora, sentiamo invece Don Alessio Magoga, direttore settimanale diocesano Azione. Ecco, quello forse che manca dopo tanti bla bla è l'azione, agire. Però, Don Magoga, io direi, prima ho detto cosa abbiamo nel piatto. Il piatto piange, questo è un gergo che si gioca essenzialmente nell'azzardo. Ma non è ormai un azzardo per queste figure borderline sopravvivere? Ma non è mica facile. Non è facile quando non sei ascoltato, non sei capito, non sei supportato. Queste umiliazioni che arrivano di continuo da persone che non vogliono vedere quella che è la realtà e quello che si nasconde magari dietro una figura che apparentemente non vuoi guardare e che magari ha tanti valori dentro ma non riesce più a tirarli fuori dopo esperienze negative. Perché non c'è più questo ascolto? Anche dalle persone diversamente giovani, come le chiamo io, non tutte, perché a me non piace sparare nel mucchio, Don Magoga, però noto questo, prego. Approfitto anche per salutare il dottor Quagliotto e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ti stanno seguendo. Allora, per quanto riguarda la questione del disagio psicologico cui si faceva accenno precedentemente, dirò forse delle cose ovvie, ma credo che questo aumento che si riscontra, che il dottore prima riscontrava, sia legato anche appunto a questo recente passato che abbiamo alle spalle, questi 3 anni del Covid. Secondo me anche questa situazione congiunturale, non tanto astrale ma proprio terrena, delle guerre che ci spaventano, ci intimoriscono, la guerra in Ucraina, la guerra in Palestina tra Israele e Hamas. Tutto questo inquieta, crea come potremmo dire, un contesto di profonda preoccupazione e disagio, e persone che sono già un po' fragili per altri motivi, credo che in questo contesto siano ulteriormente portate a comportamenti così socialmente rischiosi per loro e anche per gli altri. Ecco, con questo non voglio scusare nessuno, ma per dire che probabilmente questa crescita del disagio ha delle radici legate proprio al contesto dentro al quale noi ci troviamo e viviamo. Quello che diceva Mirella dell'ascolto credo che sia una delle, come potremmo dire,
realtà preziose che andrebbe valorizzata, ma che invece per tanti motivi, perché siamo preoccupati ognuno della propria sopravvivenza o del proprio spazio vitale, della propria sicurezza, rischiamo di non prestare ascolto, prestare orecchio a chi ci sta attorno, a chi ci sta vicino e soprattutto alle situazioni di maggiore disagio. Bisognerebbe agire di più, era perfettamente ragione, qui credo un po' tutti come società dovremmo avere questa maggiore attenzione nei confronti dell'ascolto e soprattutto dell'ascolto di quanti vivono situazioni di maggiore disagio e di maggiore difficoltà. A volte ci rendiamo conto del disagio di una persona quando è troppo tardi, quando succede il fatto tragico, quando succede qualcosa di doloroso, ecco, per la società e non ci siamo mossi prima per provare a prevenirlo. Credo l'ascolto, e concludo veramente, potrebbe essere una strategia preziosa, un'arma importante per aiutarci vicendevolmente ad affrontare questo tempo complessivamente difficile per tanti motivi. Allora, Don Magoga, è vero quello che diciamo, che abbiamo detto adesso, però è anche vero che tutte quelle persone che dicono bisognerebbe fare, bisognerebbe dire, bisognerebbe ascoltare, non lo fanno poi, ne sono pochissimi. Allora è facile a parole dire, criticare, bisogna fare, ma bisogna anche mettere la goccia. La goccia delle volte è anche una parola, una stretta di mano, un ascolto. Io quando Don Magoga, lo dico anche al dottor Quagliotto, ho portato via questi diversamente agili, come li chiamo io, li ho portato via 200. 200, abbiamo preso 2 motonavi, siamo partiti da Quarto d'Altino, li ho portati a visitare la bellezza ai musei civici di Venezia in piazza San Marco. Nessuno ha un caldo da morire, nessuno si è lamentato, nessuno ha detto sono stanco, siamo ritornati alla sera alle 7, perciò una giornata intensissima. Ma quello che mi ha colpito è quando io ho messo il microfono, loro tenevano il microfono e si intervistavano. Sa cosa hanno detto, Don Magoga? Allora, io chiedo che chi mi incontrerà per la strada mi venga a salutare, mi stringa la mano. Ecco, non faccia finta di vedermi, di non vedermi. Mi venga a salutare. Ma, Don Magoga, sono parole che mi hanno talmente toccato profondamente. Questo ringraziare i genitori, ciao mamma, ti voglio tanto bene, sei il mio amore. Cioè, delle interviste che facevano accapponare la pelle, perché li abbiamo separati, divisi, sono diventati invisibili, gli abbiamo dato loro dei soprannomi incredibili, mongoloidi, handicappati, disabili, diversamente abili. Cioè, ma perché non li chiamiamo col loro nome? Ecco, questa società che critica tanto, che poi viene in chiesa la domenica a lavarsi la coscienza, magari dà un bell'obolo, poi critica il giorno dopo, non accoglie, non ascolta, non riceve anche nel lavoro. Ecco, dottor Quagliotto, sono cose che fanno pensare. Forse anche queste persone impiegate in modo diverso, e penso che lei sappia cosa vuol dire integrare, ecco, a livello anche psicologico, che passa altro che medicina, l'integrazione è la miglior medicina. Cosa dice, dottore? Poi sentiamo Don Magoga. Ma lei diceva le persone poi vanno la domenica in chiesa a lavarsi la coscienza. Il problema è che ci sono sempre meno persone che vanno in chiesa. e quindi per formare una coscienza bisogna andare in una chiesa. Nel senso, una chiesa sicuramente cattolica va benissimo, c'è l'obbligo del precetto e quant'altro. Ma quando dico andare in una chiesa intendo formarsi una coscienza etica e morale che in questi anni sicuramente si è un po' persa. Una coscienza etica e morale che sia anche però condivisa, perché una società ha sì degli obiettivi, il welfare, lo star bene, la difesa del territorio, eccetera, eccetera, però non esiste una società che non abbia dei valori, e questi valori non possono essere imposti o dati per legge, anzi ultimamente le leggi vanno contro alcuni valori. Qua Don Magoga magari mi potrà supportare meglio.
ma sicuramente se non si recupera la dimensione etica e morale della società che passa attraverso le singole persone che la compongono, sicuramente non si va da nessuna parte. Già la crisi, no, che si dice del volontariato, ci sono sempre meno persone che sono disposte a dare il loro tempo alle altre, alla comunità, e si vede, no, nelle sagre paesane tutti un po' si lamentano che non ci sono più giovani che danno il loro tempo. È anche un indicatore un po' magari prosaico, ma della difficoltà che sta vivendo il nostro momento, il nostro tempo. Ecco, io credo così, qui non da direttore di carcere ma da comune cittadino, io vedo e sento questo. Ecco, c'è proprio uno svuotamento, una banalizzazione, e sono contento di quello che è successo alla signorina Chiara Ferragni. Cioè, ma sono proprio contento, ma non perché io goda del male. È arrivato giusto, no, ma non perché io goda del male degli altri, ma perché queste uova di Pasqua erano farcite del nulla. Questi panettoni non avevano né canditi né uvetta, ma soltanto un vil denaro dietro un barbatrucco, perché non si può definire altro, che ha un nome e cognome dietro il quale ci sono tanti soldi. Sentiamo il nostro Rinaldo, visto che l'ascolto non manca al popolo, con questa trasmissione. Vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto saluto Magoga, che mi piace vederlo e lo cavo di vederlo ancora. E dopo è il tempo che viviamo, è cambiato, perché dobbiamo cambiare noi gli altri con il nostro comportamento. Io ho 80 anni, non regno. Andavo in carcere a Santa Maria Maggiore 65 anni fa a portargli la manare. E vedevo come gli era messo meglio di adesso. Adesso che sono ancora, perché andavo al femminile e a Giudecca a portargli la manare sempre. E è tutto cambiato. Dell'esempio che devevo dare in altri. Una volta ti andai in chiesa, perfino il nostro che stava a Brio, ti trovavi da parlare, un consiglio. Adesso vedi che va in chiesa e dopo saremo delle robe che dobbiamo creare in altri, della nostra ingordigia, della nostra... si vede, siamo tutti fiori del Signore. In chiesa, ma non in pignata. Adesso parliamo bene e lasceremo, ma è il discorso di essere... non che c'era sta cattiveria che oggi, dove stavamo, se conoscevamo tutti, se era 2 o 3 giorni uno che non lo vedevamo, suoni le campanelle, vado a mandare come che sta, adesso il mondo in casa, i stai a 3 mesi prima di trovarlo, e da parte nostra una vigliaccheria, perché dove che ti abiti, ti hanno a conoscere le persone, e se ha bisogno di aiutarle, noi abbiamo 7 fiori, vedere una sola deve stare viva e venire ogni giorno mai a casa nostra e c'è mai mosia questa povera vicina, ora tornando a casa sua. Adesso queste robe non succede solo sui paesetti che c'è ancora queste robe, ma cosa dicono i figli? Che esempio vedevo tutti negli altri, le televisioni che fa schifo, perché fa programmi, ma è da pensare. E dopo dai Rinaldo! Mirella, ti saluto, ti faccio tanti auguri, buon anno a te e ai tuoi ospiti, saluto tutti gli amici di Rete Veneta e auguri a tutti. Grazie caro Rinaldo, grazie. Don Magoga, Rinaldo è un libro aperto tutte le mattine, sappiamo tutto con Rinaldo. Allora, come commenta quello che ha detto anche il dottor Quagliotto e soprattutto questo ascolto che dovrebbe avere i valori dell'ascolto, che l'ascolto ha i valori e quello di stare zitto e ascoltare è un valore, quello di stare zitto, ma molti non lo fanno, prego. Allora, prenderei spunto da un'altra considerazione, dopo arrivo anche a queste domande, vale a dire per quanto riguarda il mondo della disabilità, mi sembra molto bella la sua iniziativa, questa di aver accompagnato queste persone per una giornata di svago e anche aver dato loro la possibilità di esprimersi e dunque di fare esperienza di ascolto di quello che avevano nel cuore. A me verrebbe da dire che per quanto riguarda appunto il mondo della disabilità, forse a livello di cultura generale c'è oggi come oggi maggiore attenzione, maggiore sensibilità rispetto a qualche decennio fa. Forse in questo siamo un po' cresciuti, lo dico alla luce, penso, al nostro giornale
e alle varie associazioni che sono attive nel mondo della disabilità, che fanno diverse iniziative, non le nomino perché sarebbero diverse pensando anche alla mia diocesi o alla diocesi di Treviso, quindi credo ci sia un modo, forse non di tutti, ma di una parte significativa delle persone, un modo diverso di approcciare la disabilità, più attento, più sensibile, più disponibile a cogliere anche il valore delle persone che hanno delle disabilità oggi. Adesso forse una generalizzazione, ma la mia percezione va un po' in questa direzione oggi. Credo che sia una cosa positiva di cui tener conto. Per quanto riguarda l'ascolto, mi ritrovo molto d'accordo con quello che diceva il dottor Quagliotto relativamente alla coscienza morale che va formata in una chiesa o in un altro contesto, in una scuola, in un percorso scout, in un percorso di qualche associazione cattolica o non cattolica, però la coscienza non si improvvisa e anche i valori dell'individuo non si improvvisano, vanno formati attraverso dei cammini. Ecco, una volta era la comunità cristiana il luogo dentro il quale le persone si formavano la propria coscienza. Oggi le realtà sono più numerose, sono diverse, con il rischio però anche di essere forse più lasciati da soli, penso anche ai giovani, e quindi con il rischio di trovarsi alla fine del periodo dell'adolescenza, che è quello fondamentale per così radicare dei valori dentro di sé, magari trovarsi alla fine dell'adolescenza con un percorso di interiorizzazione che non si è consolidato e pertanto con il rischio di anche non cogliere quello che è il senso della vita, il senso del rispetto dell'altro, il senso dell'ascolto. Ecco, quindi è un tempo un po' difficile, non ho soluzioni. Credo che andrebbero sostenute tutte le realtà educative che esistono nei vari territori, cattoliche o non cattoliche, ma insomma percorsi formativi che aiutino soprattutto i giovani a cogliere e a radicare dentro di sé alcuni valori fondamentali che sono quelli del rispetto, della considerazione dell'altro come una realtà importante. Ecco. Abbiamo Gianni. Ciao Gianni. Ciao bella, come stai? Chi sei? Io sono Gianni Bosa, nato a San Zenone di Eselini. Sì. Io sono 54 anni che sono qua, posso parlare dietro, no? Sì. 54 anni che sono qua e non sono mai dimenticato il rosario. Una volta nella mia famiglia si diceva sempre rosario, adesso vorrei sapere quanto che dice il rosario. Allora cosa potremmo aspettarsi? Quando che il nord viene secco, quando che il nord viene secco e il sud viene neve, cosa si può aspettare in questi anni qua? Ogni modo, io sempre volevo andare, non so se hai mai sentito quando è stato il bordo di Bergoglio, il compleanno Bergoglio che era in Argentina, era una statua di Pietro è il nostro primo papa. Pietro è il primo papa, no? Conosce, no? Sì, vai Gianni, Pietro, scusa una cosa, ma sei a San Zenone degli Eselini o da dove ci chiami? Mi chiamo da Vancouver, Canada. Ha sentito Don Macoga, da Vancouver in Canada è collegato, che piacere già, perché lei è regista, il nostro bravo regista Italo Moravo ha detto guarda che non è a San Zenone degli Eselini, è nato là ma sta chiamando dal Canada. Beh Gianni, che piacere ci fai, penso sia a Don Macoga che al dottor Quagliotto, perché veramente è una telefonata importante di più questa. E come vedi l'Italia da Vancouver, Gianni? Sono stato là l'anno passato, sono stato con il gruppo come si chiama, di Bologna, che era 4.000 persone, che sarebbe il nuovo gruppo, che sarebbe un gruppo che parte da 70 anni fa, ancora il primo concilio di Trento, no? Sarebbe il gruppo della Madonna, proprio scelto dalla Madonna, che bisogna salvare la gente, bisogna salvare la nostra religione, come che lavare la religione non va tanto bene, no? Se sta troppi sogni, ha visto la saletta quando vi ha fatto il Papa ultimo, come si chiama, a Colomba, che è una casa partita, che cosa sia, che lo sia là che sono alti, nostro, cosa sia, a Cornaccia che la occupava, e segni bisogna guardarli, cari bei, perché
l'unica, anche se non te guardi i segni, bisogna cercare di dire rosario, cari miei, se non si dice rosario, sono brutti anni, cari miei. Grazie Gianni, grazie, un grande abbraccio, veramente una telefonata che fa molto piacere. Ecco, non so come mai è arrivata anche la Sveglia Veneti, qualcuno veramente ha dirottato anche questa trasmissione, abbiamo passato i confini, siamo andati oltre. Penso che faccia piacere. Cosa dice Don Magoga? Questo italiano, questo veneto che chiama, che ha i valori della religione, il rosario. Prego Don Magoga. Beh, direi che è vero, non sono tantissimi quanti dicono il rosario così nella propria vita personale, però non sono neanche pochissimi. Ho esperienze dirette di famiglie, di persone che lo recitano anche appunto singolarmente oppure in famiglia. Ci sono ancora queste belle esperienze, queste belle prassi nelle case anche delle nostre famiglie venete. Ecco, per dire che non è proprio tutto cancellato, la secolarizzazione non ha fatto sparire proprio tutto, anche se magari sono numeri piuttosto piccoli, però ci sono. E l'altra cosa che mi viene da dire è che credo resti, Gianni, no? Sì. Mi pare fosse il suo nome, una relazione molto viva con quello che è il suo territorio e con quelli che sono stati i valori della sua giovinezza e che considera valori anche attuali, presenti, tanto che abbiamo sentito con quanta passione esprimesse, no, il suo attaccamento al rosario, alla preghiera, alla vita della Chiesa. Quindi possono essere anche buoni segni, parlava di segni sempre Gianni, no? da leggere come potremmo dire, un'esperienza importante che lui ha vissuto e che continua a vivere e che desidera condividere con le persone che conosce e che incontra. Quindi una cosa bella sostanzialmente. Allora andiamo a vedere anche le immagini esterne, appunto gli esterni nuove, carcere Santa Bona Treviso, proprio per capire anche questi segnali che veramente un carcere può dare al direttore o alla direttrice più o meno sensibile, perché stiamo parlando di persone, indipendentemente di uomini o donne, di persone che hanno più una sensibilità verso l'ascolto che altre. Anche questo è un bel segnale per quella persona che magari in qualche maniera ha sbagliato, ma può cercare anche di redimersi. Bisogna anche trovare anche riuscire a entrare in questa mente tanto disturbata, tanto provata, perché io sono convinta che nessuno nasce delinquente o assassino, poi c'è qualcosa che porta a questo e forse anche il poco ascolto, non di tutti, perché sono anche delle persone, per carità, che se non ci fossero i carceri bisognerebbe inventarli, perché bisogna anche dire la verità, però non si può fare in tutta un'erba un fascio, non si può mettere nelle celle perché non c'è spazio tutti assieme, e qua sta la sensibilità di chi dirige questa struttura così importante anche per il futuro e per la sicurezza nostra quando escono. Prego. Ma sì, giustamente lei ricordava il carcere è una realtà umana imprescindibile, nel senso che ogni tanto sento parlare, no, abolire il carcere, eccetera, eccetera, ma qua stiamo parlando di utopie, e le utopie calate nella realtà dell'uomo hanno sempre portato a disastri. Sicuramente è una realtà da cui non si può prescindere. Anche Cristo ha passato una notte in custodia cautelare, San Pietro al carcere di Mamertino, insomma è una realtà che ci sta addosso. Parlavamo dell'ascolto, sicuramente gli operatori penitenziari devono avere una grande capacità di ascolto e di osservazione, perché l'ascolto entra nella cornice della comunicazione, la comunicazione veicola alcuni contenuti, ecco, quindi l'ascolto, l'osservazione di quello che succede per capire attraverso questi strumenti, osservazione dell'ascolto, cosa c'è, cosa possiamo ricavare, cosa possiamo fare, perché quando si parla di ascolto non bisogna anche cadere nel tranello di confondere la metodologia d'ascolto con i contenuti e le soluzioni a cui si dovrebbe arrivare, come il discorso della mediazione, no? Bisogna mediare, bisogna eccetera, eccetera. Sì, però non può essere fine a se stesso, deve portare ad un obiettivo. E la ricerca dell'obiettivo per ogni singola persona, noi parliamo di trattamento individualizzato, è questa la sfida che noi come operatori dobbiamo affrontare.
Un obiettivo ovviamente che deve essere condiviso con la persona con cui noi siamo in ascolto, perché comunque rimane sempre la libertà di aderire o non aderire a paradigmi di vita improntati alla legalità o improntati alla, come si può dire, alla disobbedienza alle leggi e quant'altro. Ecco, stiamo parlando di persone e perciò il discorso è ancora molto più difficile, perché noi non produciamo una bicicletta, una macchina, non produciamo alcunché di materiale, ma dobbiamo produrre, fra virgolette, opportunità. Pubblicità. Abbiamo in presenza il dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso, collegato con noi da Vittorio Veneto Don Alessio Magoga, direttore settimanale diocesano L'Azione. Però la domanda è anche questa, che vorrei il Don Alessio Magoga mi rispondesse. Allora, non sono pazzi, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma come si fa a capire che dietro quella faccia d'angelo, oppure anche quel volto freddo, determinato, glaciale, si nasconde un mostro? Perché alla fine 20 coltellate, uccisa questa donna con un figlio in grembo, lo sapeva. Allora come si può definirli? Perché parlo con degli esperti, dicono non sono pazzi. Non sono pazzi, ma cosa sono? Sono un pericolo per la società, andrebbero seguiti, ma come? Perché ci sono veramente quelli pazzi che li vediamo perché non sono capaci di intendere e volere, ma si vede, e ci sono in quelli capaci di intendere e volere, però che uccidono alla stessa maniera. Don Magoga, se lei in confessione, ecco, queste persone che arrivano magari, ecco, questi valori che non ci sono all'interno di questa mente, di questo cuore, perché non si può fare una cosa del genere. È impossibile pensare 20 coltellati in una maniera incredibile, porti questo morto di qua e di là, lo seppellisci, butti anche questo libro, non so, questo uomo che sa che questa donna ha un figlio in grembo e tutto quello che è successo in pochi tempo, 118 femminicidi. Prego, Don Magoga. Credo, pensando a questi ultimi 2 femminicidi che ci riguardano in prima persona come Regione Veneto, penso a Giulia, penso a Vanessa, penso che questi 2 episodi ci lascino con un sacco di domande cui non sappiamo rispondere. Non so, gli esperti, forse il dottor Quagliotto avrà qualche strumento in più per riflettere su questo tipo di casi, ma credo che rimaniamo tutti spiazzati per il carattere incomprensibile di quanto è accaduto. Io non saprei, come potrei dire, cercare di fare una diagnosi, ecco, di queste persone, non ho gli strumenti. L'unica cosa che provo è lo smarrimento, lo sbigottimento di fronte a 2 fatti assolutamente incomprensibili. Il primo in modo del tutto particolare perché erano 2 giovani della stessa età, agli inizi dell'avventura della vita, per cui erano, come potremmo dire, possibili davvero tante altre strade di, riniziare un percorso sia per Giulia sia per Filippo, quindi anche se una storia d'amore non va bene, si aprono altre strade, altre possibilità, pertanto ecco, quindi non saprei bene che cosa rispondere, Mirella, mi spiace, ma io provo un grande smarrimento e sbigottimento, per cui non riesco a comprendere il motivo e la ragione di questi episodi. Non so neanche se la motivazione sia legata a forme di malattia mentale o ad altro, ma restiamo tutti quanti perplessi e spiazzati. Credo sia un sentimento trasversale che riguarda tutti e che motiva anche, penso in particolare il funerale di Giulia, una partecipazione così grande e così sentita, perché ci siamo sentiti un po' tutti spiazzati e indifesi come è stata Giulia. Se posso dire un'altra cosa... No, la fermo un secondo, Don Magoga, sì? Perché abbiamo Leone a Tre Baseleghe, se no mi cade la linea, ma poi ritorniamo. Sì, okay. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Hai visto come sei internazionale, Mirella? Hai visto? Addirittura in Canada questa mattina. Dal Pacifico ti chiamano, mamma mia. Meraviglioso.
Senti, io volevo fare tanti auguri di buon anno. Grazie. E speriamo che l'anno nuovo ci porti la pace, un po' di serenità a tutti e un po' più di coscienza per l'ambiente. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone. Ecco, ha sentito Don Magò, fa piacere sentire, ecco, che le persone chiamano anche da molto lontano, perché è una grande famiglia, cioè coinvolge tutti questa trasmissione, questa famiglia che si è creata, che ha piacere di parlare, di farsi ascoltare, di dire quello che pensa. Prego Don Magò, continuiamo il discorso che stava terminando. Sì, concludo velocemente guardando alle cose che possiamo fare. Ci sono cose che restano per certi versi incomprensibili, come questi ultimi 2 femminicidi e come molti altri purtroppo, ma ci sono cose positive che possiamo fare che considero come un segno. Penso alla mia diocesi, perché è quella che conosco di più, in riferimento proprio alla realtà del carcere di Treviso. La nostra Caritas diocesana ha messo in piedi un gruppo di volontari che si chiama il Nodo e che fa delle visite, appunto porta una presenza all'interno del carcere di Treviso, un piccolo gruppo di persone, ma credo nella logica dell'ascolto e del volontariato buono, quello del fare qualche cosa di significativo per gli altri. In questa stessa direzione la nostra diocesi ha organizzato a novembre una giornata per la giustizia riparativa, ha partecipato Agnese Moro e anche un ex brigatista per dire, sempre restando nell'ambito dell'ascolto, quanto l'ascolto reciproco può portare a degli sviluppi nuovi anche in chi ha conosciuto delle esperienze così drammatiche. Agnese Moro è figlia di Aldo Moro, che è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Ultimissima cosa, un'altra presenza della nostra diocesi, l'8 dicembre, sempre nel carcere di Treviso, si è resa presente tramite il vescovo Corrado Pizziola, che ha celebrato la messa insieme ai carcerati, credo un gruppo, io non ero presente, ma è sempre la nostra Caritas diocesana che realizza questo tipo di iniziative. Credo siano piccoli segni, però che vanno nella direzione della valorizzazione dell'ascolto e anche dell'andare incontro a situazioni così complesse come possono essere quelle di chi vive nel carcere. Allora, dottor Quagliotto, quello che vorremmo anche capire è perché poi queste persone, questi che commettono questi femminicidi, arrivano nelle vostre carceri, voi parlate con loro e come si pensa, almeno così noi pensiamo, ecco, è difficile vedere queste persone in una trasformazione, come dice il professor Crepet, lupo non si diventa in una notte. Ecco, voi riuscite a riconoscere il lupo vero dall'agnello invece che diventa lupo? Perché è difficile anche poi a casa comprendere, ma questi come si comporteranno? Ecco, mangeranno, dormiranno, per loro è tutto normale come prima. Perché nessuno ci racconta mai niente, direttore. Ci racconti un po', senza andare nel particolare della persona, ma proprio la persona come può fare una cosa del genere talmente atroce e vivere la quotidianità, anche se in carcere, ma la quotidianità normale. Beh, è una domanda veramente che presenta delle risposte un po' impervie. Io osservo una cosa, che noi siamo sbigottiti davanti al male, forse perché la nostra società da metà Ottocento in avanti ha elaborato tante dottrine sociali che pretendono di spiegare l'animo umano, quando l'animo umano andrebbe spiegato magari forse con dottrine non sociologiche pre-ottocentesche. La storia dell'umanità parte con un'appropriazione indebita, Adamo ed Eva rubano la mela, continua con un delitto aggravato dal vincolo di parentela, ma nell'un caso e nell'altro a nessuno viene in mente di spiegare in termini sociologici il male, perché purtroppo il male fa parte di noi. Come fa parte il bene? Anche il bene forse è un po' inspiegabile per da certi punti di vista. Prima Don Magoga ha ricordato i volontari della Caritas di Vittorio Veneto, che nello specifico vengono a portare i vestiti per le persone, gli indumenti per le persone che non hanno proprio nulla, hanno organizzato alla perfezione questo servizio. Quindi partendo da questo presupposto antropologico, cioè che l'uomo
ha nell'animo una convivenza di bene e di male e può farlo uscire da una parte e dall'altra, dobbiamo anche metterci un po' con umiltà per capire quali sono e qual è il metodo per orientare una persona verso il male o verso il bene. Noi partiamo dal presupposto che il male l'ha già commesso. Noi partiamo dal presupposto che il male l'ha già commesso e partiamo dalla lettura della sentenza, perché questo ci dice molte cose, le modalità di un reato, ma non solo il femminicidio, non solo l'omicidio, anche il furto, la rapina, eccetera, eccetera, ci danno delle chiavi di lettura sull'agito, sugli elementi oggettivi. Poi dobbiamo capire perché una persona che magari ha vissuto onestamente tutta la vita è passata a reato. E questa è una domanda, e questa è una risposta molto difficile. È molto più facile capire perché una persona ha commesso un determinato reato, perché magari proviene da una cultura farcita di illegalità, oppure ha avuto una vita sfortunata che l'ha portato a determinati agiti, ha già un certificato penale degno di un elenco telefonico, che non esistono neanche più peraltro. Ma ecco, penetrare nel cuore dell'uomo è sempre molto difficile. Infatti ultimamente ci stiamo concentrando molto soprattutto sulle azioni di supporto psicologico, e non parlo soltanto degli esperti psicologi che abbiamo comunque nell'istituto, ma anche di altre realtà, di altre esperienze di ascolto, di comprensione, perché bisogna comprendere quello che è accaduto. Per esempio faccio riferimento all'esperienza della Casa per l'Uomo di Montebelluna, la dottoressa Regonati, che opera in carcere da noi. Noi non abbiamo, e sono azioni rivolte agli uomini maltrattanti. Attenzione, a Treviso non abbiamo sezioni specifiche mirate. Diciamo. Voi sapete che ci sono le carceri in cui ci sono le sezioni cosiddette protette, rivolte a persone, sex offenders in particolare, che si sono macchiate di determinati reati. Però sicuramente anche nella nostra realtà trevigiana ci sono delle realtà familiari, sociali, eccetera, eccetera, che di violenza, di maltrattamenti, che si intersecano con la storia penale della persona. Ecco, probabilmente, e concludendo veramente l'analisi, qua stiamo parlando non più del reato ma del criminale, della persona che ha commesso, molto probabilmente dovremmo ritornare a vedere l'individuo in se stesso, sì, legato ai contesti familiari, legato ai contesti sociali, però un approfondimento proprio della natura umana per ripartire dalla lettura giusta di quello che è l'uomo, per poter veramente dare una risposta che poi la persona è libera di accettare oppure no, perché comunque... Abbiamo Carlo da Vicenza. Ciao Carlo. Ciao, grazie. Posso andare? Prego. Allora, guarda, il punto essenziale, secondo me, è che ci hanno fatto credere che siamo liberi, ma la libertà non può essere individualista, deve essere collettivista, ama il prossimo tuo come te stesso, né di più né di meno. Se noi potessimo, cosa tanto difficile, applicare questo semplice concetto, forse, perché nessuno è sicuro di niente, forse tante cose che succedono perché siamo cosiddetti liberi che liberi non siamo, in realtà, perché ognuno anche nell'amore, in tutte le cose quotidiane, pensa unicamente e solo a se stesso. E questa è la grande tragedia, l'individualismo che ha sostituito il collettivismo, che in qualche maniera replicava a quel concetto biblico: ama il prossimo tuo come te stesso, non un secondo di più, non un secondo di meno. Grazie, saluti. Grazie invece di questa telefonata, Carlo da Vicenza, che condivido in parte, nel senso
che c'è un mondo del volontariato che fa questo che dici tu. Il problema è che questo mondo del volontariato, che con grande fatica cerchiamo di tenere in piedi perché quasi tutto è formato da diversamente giovani, lo stanno colpendo a morte con la burocrazia, perché sta dando fastidio a qualcuno. Ecco, questo mondo del volontariato che in tanti anni è riuscito a mettere le pezze dove la politica non arrivava mai e non arriva ancora, basta vedere anche i recenti episodi e catastrofi che sono successe anche nel nostro paese, primi a partire sono loro. Forse c'è qualcosa che non va. Don Magoga, lei diceva giustamente che bisogna credere in queste persone che stanno cercando di dare, ecco, più di se stesse, come dice Carlo, però non vengono ascoltate, non vengono messe assieme perché abbiamo i campanili anche nel mondo del volontariato. Io ho provato tante volte assieme anche a altre associazioni a fare squadra, ma non si può fare squadra perché c'è il campanile sempre quello più grande che deve emergere, e questo fa male perché ci impedisce di arrivare agli ultimi, ai fragili, a quelli che hanno bisogno di supporto, perché non abbiamo i nomi e i cognomi, perché non ce li danno, perché i servizi sociali sono carenti, chiudono al venerdì alle 13, fino al lunedì non si trova più nessuno, questi telefoni che squillano ma non tutti hanno il coraggio di chiamare, e per fortuna che ci sono. Cosa ci dice Don Magoga e come ci saluta? Allora mi aggancerei proprio alla telefonata di Carlo, che ho trovato molto interessante, nel senso che mi ritrovo un po' nella sua analisi. La libertà non è semplicemente una categoria appannaggio dell'individuo, ma è una dimensione che si radica poi nelle relazioni di una comunità. La libertà non è soltanto per me, ma è anche la libertà per mettermi in relazione con gli altri, per stare con gli altri, non è un bene a puro consumo mio. Credo che questo poi riverberi anche nelle dinamiche tra associazioni e istituzioni, nel senso che tendenzialmente ognuno cerca il proprio spazio, vede in termini individualistici quella che è la realtà della propria associazione e della propria istituzione. Bisogna andare oltre e allargare il proprio sguardo dentro una prospettiva di comunità. Quindi proverei, noi siamo affetti veramente da questa sorta di profondo individualismo che poi intacca le varie realtà nelle quali viviamo, associative e istituzionali. Saluto gli ascoltatori con uno sguardo verso il 2024 che sia pieno di fiducia e di speranza, non perché abbiamo chissà quanti segni che vanno in questa direzione, ma perché dobbiamo avere, secondo me, fiducia e speranza. Per chi ha fede, magari questa fiducia e speranza viene anche dalla sua fiducia nel Signore, che può aprire percorsi nuovi anche lì dove l'uomo intravede soltanto morte e guerra. Ma credo che questa fiducia e speranza debba così germogliare anche nei cuori di chi non crede o altri tipi di fede, perché è l'atteggiamento così che possiamo veramente vivere per poter incominciare un nuovo anno con slancio. L'anno prossimo sarà quello che sarà, ma se noi lo affrontiamo con fiducia e speranza potremo dargli un valore, un significato diverso, più positivo. Allora io la invito, Don Magoga, assieme anche al dottor Quagliotto, a visitare, oltre al bellissimo presepio dedicato a Giulia Cortese, a Giulia Cecchettin, fatto da Guido Cortese a Villa Margherita, anche il presepio che ha fatto proprio con la guerra, contro la guerra, questi soldati che il giorno di Natale si stringono la mano. Vediamo se la regia poi riesce a mandare il video, proprio vi pregherei di visitarlo, ecco, per ritrovare i valori. Ecco, non sei più un soldato, sei un uomo, hai bisogno di affetto, hai bisogno di serenità, hai bisogno di calore in momenti tragici come sono quelli della guerra. Perciò è un momento dedicato proprio anche a quelle persone, e io ne ho anche al Banco Solidale, che hanno i loro cari che stanno combattendo. Ecco, ragazzi giovani mi dicono amputati, ecco, queste nonne, queste madri disperate. Ecco, io penso che tutti quanti dovrebbero riflettere e capire che forse c'è un momento per tutti che abbiamo bisogno di calore. Ecco, sono dei presepi molto importanti che ha realizzato questo preseparo, ed è un momento veramente di ascolto. Vediamo se riusciamo a vedere anche quello della guerra, un presepio veramente che deve far riflettere tantissimo, perché sono dei messaggi importanti che vogliamo dare. Vediamo tutti fuori che quello, vediamo se riusciamo
a trovarlo. Cosa ci dice, dottor Quagliotto, intanto che vediamo i presepi? Quando vedo il presepio mi ricollego dell'augurio che faccio alle riflessioni che facevo prima. Il presepio rappresenta la corretta visione antropologica dell'uomo. Io l'augurio che faccio, non per l'anno nuovo, per tutti gli anni a venire, è di ritornare a riflettere sull'uomo in maniera corretta. E questo sarà lo strumento più utile per affrontare la realtà, sapendo comunque che la vita è una lotta, che non sempre il bene trionfa, ci sono tante cose a noi incomprensibili, ma questo non ci deve far venire meno la voglia di lottare. Lei parlava non soldati ma uomini, io direi soldati del bene. Eccolo qua, è riuscito, bravo il nostro Italo Morà, a trovare, guardate che bello che è questo fa riferimento presepe. al Natale, alla tregua di Natale del 17. Ecco, guardate che bello che è, ecco veramente, ecco, sono presepi che devono far riflettere. Abbiamo in linea Giusy, poi salutiamo gli ospiti, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto faccio tutti gli auguri di serenità, Mirella, di tanta serenità per l'anno nuovo, di lavoro e di aiutare questi anziani che non ne possono più con 600 euro al mese, che devono pagare tutto quanto, va bene. Allora Mirella, io penso che tante ragazze sono delle facilitone perché vedono che tutti i giorni ammazzano e fanno di tutto e di più. Quella anche di Padova l'ha conosciuto su internet, se l'è portato a casa, lui ha fatto i filmini perché lei aveva detto sono stanca e lui gli ha detto vai in doccia, fatti una doccia ma che dopo ti passa tutto, e intanto lui ha filmato, poi l'ha ricattata e andiamo avanti così. Per fortuna che le è andata bene, non capisco perché conosciute su internet, dopo un'ora, 2 ore se l'è portato a casa. Ma stiamo scherzando? Ma dove sono con la testa queste ragazze? Cosa vediamo tutto il giorno? Cosa vediamo? Sono facilitone perché vogliono fare le grandi, le adulte qua e là, e dopo vedi cosa succede. Questo dico io. Bisogna stare molto attenti invece. Non andare così a caso, perché ho trovato anche su internet. Non capisco più niente, Mirella. Auguri a tutti. L'hai detto tu, Giusy, sono ragazzi, hanno voglia di vivere, la gioia di vivere. E se manca quella, cosa facciamo? Almeno quella. Ecco, come commenta, direttore, queste parole di Giusy? Beh, allora, premesso che nessuna disattenzione, chiamiamola così, nessuna faciloneria, come l'ha chiamata l'ascoltatrice, giustifica un atto estremo come l'omicidio, sicuramente una realtà così complessa, dura come quella attuale, impone sicuramente un livello maggiore di attenzione, perché gli stimoli, l'ascoltatrice ha ricordato internet sostanzialmente, i canali di comunicazione, gli stimoli che si vengono gettati sulle persone, non solo sulle ragazze, sulle giovani, sulle donne, ma su tutti noi, provengono da canali molto più ampi, molto più numerosi rispetto al passato. Un passato che comunque non era rose e fiori, c'è sempre la tendenza di fare la cosiddetta laudatio temporis acti, cioè ricordare i tempi passati. Noi ce li ricordiamo belli perché eravamo giovani, quando si è giovani i tempi sono sempre belli. Se io parlo con una persona, ormai sono scomparse tutte, che ha vissuto il periodo della guerra, aveva comunque 20 anni, ma se lo ricorda sempre magari con un certo rimpianto. La società umana ha sempre avuto una carica di violenza e sicuramente bisogna stare molto più attenti adesso che non probabilmente nel passato, in cui le comunicazioni erano più lente, meno immediate, c'era più tempo anche forse per riflettere. Certo. Allora, Domagoga, non posso non chiederlo dopo la telefonata di Giusy, che appello vuole fare Domagoga?
L'appello potrebbe essere quello, innanzitutto un invito a tutti, uomini, donne, bambini, ragazzi, ad avere a cuore una cultura del rispetto dell'altro, qualunque persona sia. Quindi innanzitutto il rispetto e considerare l'altro come una realtà preziosa e importante, e dobbiamo fare molti passi in questa direzione ancora. L'altra cosa, alla luce anche di quanto diceva il dottor Quagliotto, secondo me è proprio una grande attenzione, cautela nei confronti del mondo digitale, che è certamente una grande opportunità, ma porta con sé davvero tanti rischi e tante problematiche che bisogna affrontarle avendo coscienza delle potenzialità del mezzo, potenzialità positive ma anche negative. Grazie a Don Alessio Magoga, direttore settimanale diocesano L'Azione. Ecco, quello che dobbiamo fare anche noi, agire, non blatterare, agire adesso. E grazie al dottor Alberto Quagliotto, direttore Casa Circondariale di Treviso, di essere stati con noi. Grazie, pubblicità. Siamo con Mirko Visentin, consigliere comunale a Treviso, destra, centrodestra, Lega. Sì, un'area civica, lista Mario Conte. Ecco, per capire con chi stamattina parleremo, ma soprattutto per parlare anche di questa Treviso che a detta di turisti ma anche di molti cittadini trovano una città pulita, una città accogliente, una città molto bella, tanto è vero che una volta era soprannominata la piccola Atene. Noi abbiamo anche i libri a Villa Margherita Inclusiva che ha portato questa associazione molto, molto bella che fa capire la storia della nostra città, sempre stato questo gioiellino. Ecco, come la vede invece Mirko Visentin come consigliere? Ecco, in queste giornate di festa, sempre affollatissima, la gente veramente se la sta godendo. Noi siamo stati fortunati come città perché abbiamo avuto in questi ultimi 20 anni di bravi sindaci, partendo da Gentilini, cui se è in ascolto gli faccio anche gli auguri di buon anno. Facciamo gli auguri allo sceriffo allora di buon anno. Abbiamo avuto Gobbo che ha avuto la visione politica della città, abbiamo adesso un Mario Conte che io non lo conoscevo, l'ho conosciuto dall'amministrazione precedente dove ero consigliere ancora, come adesso. Era che se sua mamma in ascolto, sta attento che ne guarda sempre. Mario Anzi, Conte, salutiamo anche. Mario Conte è una grande risorsa per la città. Anche ieri abbiamo presentato il piano di investimenti per la città con svariati milioni di euro del PRNN con risorse del comune, con risorse della regione, che è riuscito lui a trovare, di cui diamo dato, e lui è sempre in ascolto dei consiglieri comunali che gli portano le idee che lui sviluppa. Ci sono anche molte idee sue. Quest'anno parte anche i lavori della caserma Salsa, l'ex caserma Salsa, che è divisa a metà dall'amministrazione del Ministero delle Finanze, e metà è stata acquistata dal Comune di Treviso, in cui ci sono dei grossi investimenti, più di 5 milioni di euro, dove diventerà proprio un corridoio dalle mura di Treviso fino ad arrivare al Parco della Storga, fino ad arrivare a Villa Margherita, di verde, un polmone di verde, di attrezzature, di palestre, di zone di inclusione per i giovani, degli interventi che hanno visione della città per il futuro. Questo è molto importante anche perché giustamente noi abbiamo avuto ospite il sindaco Mario Conte che ha spiegato il perché ha dovuto aumentare l'IRPEF, però l'ha fatto sempre per cercare di dare poi delle risposte, dei servizi ai cittadini. Ecco, io penso che questi cittadini, se vedono le risposte adeguate, siano anche molto contenti. Lei cosa ne pensa? Sì, l'IRPEF è stata aumentata perché si voleva chiudere in pareggio il bilancio del Comune di Treviso. Noi purtroppo nel Veneto non vogliamo mai sforare o andare a debito sui bilanci nostri. Per far tornare questo sono 2 milioni di euro, non è una cifra esorbitante su un bilancio del Comune di 80 milioni, non è una cifra esorbitante che purtroppo i cittadini dovranno pagare.
ma diviso per il numero di cittadini di Treviso sono cifre intorno ai 50 euro, non è che sia una cifra esorbitante, però gli investimenti si vedono già adesso, gli investimenti nella città di Treviso. Allora sentiamo anche cosa ha detto ieri proprio l'assessore Sandro Zappese in meriti di questi interventi che avverranno nella nostra bellissima città. Andiamo a sentire. 75 milioni di euro, 40 cantieri che poi diventano 60. Qual è quello che la impensierisce di più? Allora, quello che mi piace di più e mi impensierisce di più, perché è quello più tecnicamente, anche storicamente e culturalmente impegnativo, sono il recupero delle mura di Treviso. È l'intervento che inorgoglisce maggiormente l'assessore ai lavori pubblici di Treviso. Ed è uno dei tanti che inizieranno con il nuovo anno a partire dalla parte comunale della caserma Salsa, che diventerà un centro polifunzionale per i cittadini. Altro cantiere che finalmente partirà sarà quello dell'ex polveriera, che da così diventerà un'area studio per il campus scolastico cittadino. La lista è lunga per le scuole, ex GIL e case popolari. Abbiamo speso 6 milioni di euro per riqualificare energeticamente degli edifici di nostra proprietà a San Liberale, edifici esistenti, e poi per demolire assieme ad Ater in via Feltrina degli altri edifici dove faremo un social housing. Altro intervento di impatto riguarda l'intero quartiere di Monigo. Siamo intervenuti con l'illuminazione nel quartiere, con le fognature per tutto il quartiere, e adesso lo stiamo riqualificando, Viale Mantiero, il GAT, il centro anziani, il campo sportivo. Ma forse l'intervento di maggiore impatto per la viabilità riguarda Ponte Ottavi, che verrà ricostruito in una sola campata ed allargato per poter sopportare il traffico che sarà deviato all'apertura dei cantieri per il nuovo sottopasso di via Cacciatori. Ma nella lista dei cantieri illustrati fanno pensare questi numeri dedicati all'illuminazione pubblica, che da gennaio verrà completamente rinnovata. Abbiamo sentito questi interventi, si parlava con Mirko Visentì anche di Villa Margherita, che lui ringrazia i volontari per questo lavoro immane che fanno per tenerla, che coordini tutto, per tenerla così in modo veramente garbato e gentile, come dico io, e devo ringraziare anch'io queste squadre di persone che anche oggi tengono aperto per visitare questi presepi meravigliosi, questo presepe dedicato a Giulia Cecchettin, questi presepi per dare un segnale di pace anche, ma soprattutto per far capire i valori che abbiamo del nostro territorio. Adesso queste caserme Salsa, che è una città dentro la città, ma quante caserme abbiamo che potremmo anche un domani cercare di fare dei centri di formazione, ad esempio, visto la mancanza che abbiamo di persone che sanno lavorare e che avrebbero magari anche piacere di imparare a lavorare. Prego Visentino. La caserma Salsa era dismessa ormai da 30 anni. Ed era di proprietà interamente del Ministero delle Finanze. Il Comune ha potuto fare questa operazione con Mario di poter portare a casa il 50% della superficie, mentre la parte storica è restata al Ministero, dove là ci sarà l'Agenzia delle Entrate che si sposterà probabilmente dalla Piani a lì, e anche penso alla caserma dei finanzieri. La parte retrostante, prima l'ho spiegato anche all'amico Sandro Zampese, che è assessore ai lavori pubblici, verrà recuperata al patrimonio della città. Altre strutture importanti, come rimane purtroppo la Villa Margherita, su cui bisogna, finché ci sei te, nessuno ti manda mai via da lì, perché con la collaborazione, io voglio anche ricordare la cooperativa alternativa, mamma mia, che è una cooperativa sana, seria, di inclusione, dove non è una cooperativa fatta per abbassare le buste paga agli operai o per fare qualche operazione strana. Ma L'US 2, il CEOD, siamo in tanti, la scuola Leppido Rocco, il CONI, il CIP. Abbiamo cercato di far rivivere quella che è una storia della nostra città, non a caso una storia anche con una visibilità incredibile, perché trovatemi una villa del Settecento che ha una visibilità come Villa Margherita, proprio dove veramente viene vista da una strada importantissima, che si arriva da Viale Fedis, da Porta San Tommaso, per arrivare appunto sulla Pontebana, ma soprattutto il valore del territorio, ecco, questo territorio meraviglioso che
una volta avevano anche il coraggio di scrivere veramente. Quello che mi rimane stupita, e qua saluto anche Alberto Pallotti, presidente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, ecco i valori, far capire i valori, ecco, delle persone anche nel modo di guidare. Noi abbiamo fatto la sicurezza stradale, e io penso di essere stata una delle prime ancora, Pallotti era allora presidente della provincia Luca Zaia, a cercare di fermare queste stragi del sabato sera. Penso proprio di essere stata una delle prime, dove si andava con dei volontari proprio alle 3-4 del mattino a vedere, ecco, di fermare questi ragazzi ubriachi alla guida, quando li trovavamo anche in 5-6 dentro su queste macchine, sbronzi completi, chiamare questi genitori che ci rispondevano naturalmente alle forze dell'ordine, portatecele a casa, e appunto il carabiniere, il poliziotto dice no, la venga a prendere, non sono io che devo portargliela a casa. Ecco, questi genitori che continuavano a dire ma non è nostra figlia, ma no, ma non è possibile. Ecco, però cambia poco, Pallotti, vedo tanti incidenti, lo stesso, guide superficiali tantissime, anche questa mattina fanali spenti, nessuno mette più la freccia, si gira quando si vuole, dove si vuole, questa segnaletica terribile, arrivi dalle rotonde e non riesci più a capire dove devi andare perché ci sono 150.000 cartelli, eppure abbiamo la fortuna di avere, qui abbiamo avuto la psicologa del traffico, ci sono che possono dare consigli, ma non si ascoltano tanto. Cosa ci dice Pallotti? Beh, l'hai sottolineato giustamente tu, l'hai detto, noi sono anni che ci sentiamo, che facciamo collegamenti e mi fai l'intervista e ogni anno purtroppo ti devo dire che non migliora, anzi se vogliamo peggiora anche un po'. L'alcol non è di certo diminuito, le sostanze stupefacenti sono aumentate, le persone guidano male, l'esame della patente è un esame serio, ma il rinnovo della patente non è un esame serio. Oggi è allo studio il codice della strada, ne stanno parlando un po' tutta l'Italia, i nostri onorevoli, ancora non si è visto. Siamo stati in Commissione Trasporti per 3 legislature filate a parlare del nuovo codice della strada, abbiamo presentato moltissime proposte, però ci vuole anche la volontà di cambiare le cose. Oggi come oggi questa volontà di cambiare le cose profonda non l'abbiamo ancora vista, la vediamo nella nuova politica che c'è oggi. Sembra che abbiano voglia di farlo. Io ho parlato in persona con l'onorevole Maccanti, Elena, che è una brava relatrice, sta portando avanti il progetto. È chiaro che dall'altra parte serve un Parlamento abbastanza compatto quando vai a toccare patenti e circolazione, perché la patente viene vista come un diritto costituzionale, quale non è. La patente è una licenza che dovrebbe essere data solo alle persone in grado di poter guidare, ed è poco credibile un esame che consegna il titolo, diciamo, quasi alla totalità, al 100% degli aspiranti candidati. Quindi già questo c'è da interrogarsi. Non tutti sono in grado purtroppo di guidare. Bisognerebbe comunque non far pensare alle persone che una volta che non hai la patente sei praticamente condannato alla morte civile. Bisognerebbe quindi potenziare mezzi di trasporto più leggeri, sicuramente dare impulso al trasporto pubblico, dare un trasporto pubblico a tutte le città che sia quantomeno decente è auspicabile, perché altrimenti chiunque lotterà per avere la patente e quelli che non hanno la patente andranno in giro senza patente, anche perché ricordiamo che è stato depenalizzato il reato di guida senza patente, e anche questo è abbastanza inquietante in una società dove introduce l'omicidio stradale con pene fino a 18 anni, poi mi togliete la fattispecie penale della guida senza patente. Anche questo è un vulnus legislativo, cioè si fa fatica a comprendere la ratio di tutti questi provvedimenti sparsi. Meglio farne uno solo, meglio o magari toglierli tutti e ragionare solo col buon senso, dicendo signori serve il buon senso all'inglese, e i giudici decidano in via equitativa e decidano loro. Senti Pallotti, però scusami, quello che non riesco a capire, noi abbiamo copiato tantissimo, perché ogni tanto copiamo, ma copiamo sempre le cose non buone. Ad esempio i centri commerciali, dove avevamo delle boutique meravigliose, dei centri storici, dei fiori all'occhiello, bastava supportarli, e non copiamo la guida con tasso zero di alcol nel sangue. Perché non si fa questo? Si potrebbe fare domani, perché si potrebbe fare
Tu guidi e non devi bere, devi avere tasso zero. Perché non si fa secondo lei? Andiamo a cercare le cose più strane, più impossibili da realizzare, perché poi abbiamo i paletti della burocrazia, del personale, delle leggi, interpretazione, e non si fa. Tu guidi, zero alcol nel sangue. Mi spieghi, Presidente, perché non viene preso in considerazione, visto che siamo anche in Europa e in molti paesi europei c'è questo. Certo, siccome praticamente quando noi l'abbiamo proposto tutte le volte che siamo andati in Commissione Trasporti, abbiamo proposto il tasso 0 e non il tasso 0,5, come ci sono in altri paesi. Comunque qua abbiamo deciso così perché? Perché la risposta è molto semplice. C'è una lobby spaventosa di venditori di alcol e quindi di esercizi pubblici che ci lavorano di conseguenza, perché non possiamo dimenticarci che sono quasi 1 milione di esercizi pubblici di bar, ristoranti e licenze da questo punto di vista di ambulanti che ci sono in Italia. Loro, come una della parte più importante del loro business, è proprio la vendita degli alcolici. È chiaro che c'è questa lobby molto forte che impedisce la realizzazione di questa importante normativa che ancora oggi non si vede, perché io sono andato in Commissione Trasporti, ho parlato per l'ennesima volta di alcol zero, ma non ho sentito o visto nelle bozze l'abbassamento del limite da 0,5 a 0, viene considerato giusto 0,5 per l'eventualità che comunque la giustificazione è semplice, dicendo che lo 0,5 non fa male, non dà fastidio, non incide, mentre invece abbiamo degli studi molto seri che dicono che già a 0,2 e 0,3 la persona è alterata, dipende anche dal singolo soggetto. Ci sono persone che lo portano meglio l'alcol, persone meno che lo portano meno bene, però non puoi devi generalizzare, non puoi fare il caso singolo. In questo caso io sono d'accordissimo con lei, con te, Mirella, che per quello che mi riguarda è alcol zero. Quando ci si mette alla guida è anche un messaggio, non è solo una questione pratica, è anche una questione teorica, di principio. Chi beve non deve guidare, chi guida non ha bevuto. Fine. Ma non è neanche possibile sentire che vengono impiegati soldi pubblici per portare a casa i ragazzi con i taxi. Cioè questi ragazzi, se vogliono il taxi, se lo pagano o lo pagano la discoteca o il locale dove loro vanno a bere. Ma come si fa a sentire una cosa del genere, Presidente? Cioè tu bevi pure perché tanto poi io ti porto a casa. Capisce che l'anziano che è a casa, che non riesce neanche a prendersi la medicina, ecco, questo veramente è questo modo di dire le cose che veramente non si riesce neanche a capire come può essere venuta in mente un'idea di questo genere. E qualcuno anche l'ha difesa, l'ho venuta io ospite. Ecco, perché si difende l'indifendibile? Ma come? Tu inciti il ragazzo a bere? Perché tanto questo è quello che si fa, bevi pure perché tanto poi ti porto a casa quei soldi nostri, quei soldi dello Stato che sono soldi nostri. Prego, Presidente. È il discorso fatto precedentemente, siccome si vuole incentivare il consumo dell'alcol e si vuole proteggere una determinata categoria e lobby di soggetti economicamente molto rilevanti, molto importanti. Se noi consideriamo che il nord-est è praticamente la patria del vino, e quindi è chiaro che stai toccando dei poteri fortissimi quando parli di alcol e di guida, ed è ovvio che la giustificazione di dire li portiamo a casa dopo che hanno bevuto, è proprio con i soldi pubblici, è proprio la dimostrazione di come lo Stato viene sconfitto, allarga le braccia e dice: tanti giovani bevono, investiamo dei soldi per evitare che ci siano gli incidenti. È proprio un ragionamento sbagliato, un ragionamento all'italiana, purtroppo, dove i soldi pubblici praticamente non gli interessa niente a nessuno. Infatti lo dimostra il fatto che quando vengono sperperati o quando vengono usati male, o peggio quando c'è la corruzione e il peculato, queste cose qua non vengono considerate neanche dal legislatore, non vengono considerate praticamente neanche nella giustizia. Diciamo che abbiamo una normativa per l'evasione fiscale, una normativa per i reati, diciamo, di appropriazione di soldi pubblici, che è praticamente da terzo mondo. Cioè, noi non abbiamo serietà nel contrasto di chi gestisce male i soldi pubblici. Quindi è chiaro che poi questo può accadere, che ti viene in trasmissione televisiva una che difende un abominio del genere, cioè paghiamo i taxi privati per portare a casa i ragazzi perché altrimenti bevono, giustificandosi del fatto che altrimenti i ragazzi bevono e fanno gli incidenti. Ecco,
l'abbiamo detto tutto, cioè è un paradosso, è incoerente, è una schifezza. Sentiamo anche cosa ne pensa Mirko Visentin, appunto, che politicamente è sempre stato molto attento e corretto, ma soprattutto un paese, ma può reggere un paese dove la persona non è più persona, ma conta il business, conta la lobby? Ecco, ma chi se ne frega della persona? Io devo vedere che business mi porta la persona, dove posso arrivare, le lobby che comandano, le massonerie, le mafie, e noi ci ritroviamo con le spalle al muro senza difese. Prego Visentin. Intanto nei luoghi di lavoro non si beve più. Una volta mi ricordo, negli anni 60, mi ricordo che nei cantieri se non c'era il bottiglione di vino, il cantiere non funzionava. Adesso si è arrivato a che nei luoghi di lavoro non si deve bere per forza di cose, ma si arriverà anche che al zero alcol anche alla guida. Si dovrà arrivare lì, non ci sono alternative, perché non c'è. Adesso io esco da qua, ti saluto, vado a casa, mi fermo, chiamo un amico, dai, passa a bere qualcosa, bevo un calice di vino. E già lì potrei essere alterato. Se nel momento in cui sai che non devi bere, non devi bere, la regola è quella, e nessuno va, ma forse non sono ubriaco, forse ho bevuto poco, ma soltanto un calice non fa differenza. Invece so che dico una cosa che magari dispiace, so che c'è la cultura del vino da noi, so che se io esco da qui trovo solo vigneti a destra e a sinistra, arrivando fino a Treviso, però bisogna arrivare lì, zero. Allora abbiamo Luca da Rovigo. Ciao Luca. Buongiorno. Senta, io volevo dire, come ha detto quel signore che non ho capito il nome perché mi sono appena collegato, se adesso uno va a cena, io capisco che quando ha parlato prima il Presidente dell'Associazione delle Vittime della Strada, che i giovani bevono in maniera indiscriminata, però se una persona a cui va a cena e beve un bicchiere di vino, non credo sia da paragonare come ai giovani che bevono in maniera indiscriminata, perché questo, capisco che l'alcol zero sarebbe anche giusto per evitare, però ci sono anche, c'è maniera e maniera, perché non possiamo fare di un'erba un fascio, né da una parte né dall'altra. E come ha detto lei prima, non è giusto che i giovani gli paghino il taxi, lo Stato deve pagare il taxi, devono arrangiarsi. Tu sei positivo all'alcol, stai lì, ti paghi un taxi che ti venga a prendere. Quello dovrebbero solo fare quello. E invece è un discorso solo per tirare su soldi e basta, perché le multe vengono fatte non per prevenire gli incidenti di alcol test, solo per fregare il cittadino. Perché molto chiara. Grazie veramente Luca della telefonata e della riflessione che stai facendo a voce alta. Sentiamo che, giustamente cosa diciamo, un bicchiere di vino non è... Avere sulla coscienza un incidente causato magari solo feriti, se non qualcosa di peggio, perché poi anche se hai ragione, perché non ti attraversano sulle strisce o perché quella persona è distratta e ti trovano poi con l'alcol test che sei anche sopra i 0,50, magari ti senti anche in forma, ti senti perfetto, la cosa non può funzionare, Sì, lo so, nessuno va a una cena e difficilmente non si beve un bicchiere di vino. Per fortuna io ho mia moglie che a caso mai dovesse succedere mi porta a casa, ma ho visto che l'alcol non ti permette di fare certe cose, non ti permette. Non so se Palotti si è collegato perché lo vedo andare su e giù. No, non c'è ancora. Allora, quello che però fa impressione è questa guida facile. Eccolo qua Palotti. Allora Palotti ha chiamato un signore, Luca da Rovigo, ha detto non è che non si possa bere neppure un bicchiere di vino, ecco, questa tolleranza va fatta. Lei cosa risponde? Perché è proprio la mentalità di questo signore, di Luca, che ho sentito, questa è la mentalità che porta poi al fraintendimento. Lui non si rende mica conto, Luca, io in buona fede me ne rendo conto, però non si rende minimamente conto che sulla strada la gente muore. Io non voglio augurare niente a nessuno, ma quando tu fai parte di una famiglia che viene sterminata per colpa di uno che aveva dell'alcol nel sangue, non la vedi più così, che un bicchiere innocuo che gli altri la portano, che non è la stessa cosa, che non si può paragonare i vecchi con i giovani e quant'altro. Questo è un discorso qualunquista.
che oggi come oggi è anche demodè. Poteva andare bene negli anni '80, che dici ma sì, quello che va a cena beve un bicchiere di vino non è problema. Noi abbiamo esempi di gente che beve un bicchiere di vino e ammazza la gente con un bicchiere di vino. Cioè non stiamo parlando, purtroppo, forse non ce ne rendiamo conto, ma sulle strade muoiono 4.000 persone l'anno, ce ne sono 12.000 di amputati, feriti, ciechi, invalidi superiori al 75%, sono un esercito di 16.000 persone l'anno, più tutti i parenti, che tocca quasi 100.000 persone l'anno, signori. È una città che ogni anno deve confrontarsi con un incidente stradale che gli ha paralizzato le gambe, gli ha sportato la milza, i polmoni, ha avuto problemi oppure addirittura è morto. Abbiamo ragazzi giovani. Quindi oggi come oggi non è possibile procedere con l'equilibrio che suggerisce Luca. Luca dice: dovremmo distinguere le varie cose, ma oggi non si può fare questa, signori, è una guerra. Come fai ad andare in guerra, ad andare a quelli a dire signori potete uscire tranquillamente, però se vi arriva una bomba in testa potrebbe essere un problema. Cioè, è una guerra, signori, in guerra si va corazzati, non c'è niente da fare. Bisogna avere delle leggi serie, molto precise, valgano per tutti, sia il ragazzo che va in discoteca come il bravo padre di famiglia che va a mangiarsi una pizza e beve un paio di birre. Devono valere gli stessi principi, gli stessi concetti. Per questo motivo che noi spingiamo per l'alcol zero. Capiamo anche noi che una persona che va a cena ha piacere a bere, perché io sono astemio e ho fatto una scelta di campo, non bevo da quando sono da sempre, non ne ho mai sentito il bisogno e non credo che si possa dire che non esiste vita o divertimento se uno non beve. Io sono l'esempio, mi diverto sempre quando vado fuori con gli amici, non bevo, porto a casa tutti quelli che hanno bevuto, tra l'altro. E non è che mi diverto meno di loro, mi diverto forse anche più di loro, però questa è la mia scelta personale, mi rendo conto che qualcun altro. Però la tua scelta personale di bere non può collidere oppure essere superiore alla scelta della vita di uno che vuole vivere normale, non vuole vivere con un ubriaco che gli arriva addosso e lo ammazza o lo uccide. Capiamo com'è il concetto. Abbiamo Sandra da Treviso, poi continuiamo. Vai Sandra. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Vedo che siamo arrivati all'estremo, cioè dover proibire per legge una cosa che, diciamo così, assunta in piccole dosi o comunque con moderazione, manca la moderazione, insomma, diciamo così, per cui si arriva a questo estremo, giustificato in parte, di dover proibire, se arriverà la legge, zero alcol nel sangue. Io però volevo fare una riflessione. Quante persone muoiono da tumore per il fumo? Io ho oltre 60 anni, quindi ricordo anche i locali quando ancora si poteva fumare dentro. Io non ho mai fumato e quindi c'era il fumo passivo, quindi anche lì c'erano delle persone, si faceva tra virgolette del male alle persone, nel senso che non era entravi in un locale, c'era la nebbia, ma non era caigo, era fumo di sigaretta. Quando mai si è sentito dire eliminiamo le sigarette? No, scriviamo sulle confezioni provoca il tumore eccetera, però anche le persone che poi vengono curate per questo quando non muoiono, ricordiamo anche lì muoiono delle persone per il fumo, lì c'è una spesa comunque nostra per curare queste persone che hanno fumato e quindi hanno dei danni alla salute e paghiamo noi. Su questo però non si dice niente. Secondo me le due cose sono abbastanza collegate, perché comunque c'è un business, come dicevi tu Mirella, e quindi anche le sigarette si vendono perché si fa cassa e comunque si fa del male alle persone, Ringrazio tutti. Saluto. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, è successo proprio ieri, purtroppo qui proprio a San Biagio, a 2 passi dalla nostra sede. Andiamo a vedere questa donna investita. Sono le 15:20 in via Callalta, a breve nella chiesa di Olmi si deve celebrare un funerale. Una donna di 72 anni si accinge ad attraversare la strada, non è sulle strisce pedonali ma poco più avanti. Viene investita da un'automobile che sta viaggiando in direzione Oderzo. La donna è originaria di San Martino ma residente a Villorba. L'impatto è forte, l'auto, racconta il giovane alla guida, sotto shock dopo l'accaduto e subito raggiunto dal papà, andava piano, ma l'anziana sarebbe sbucata all'improvviso sulla strada. Ad allertare i soccorsi lo stesso ragazzo.
arrivati immediatamente con ambulanza e automedica insieme alla polizia locale, che si è adoperata subito per gestire il traffico e deviare il corteo funebre che avrebbe dovuto attraversare proprio quel tratto di strada. La donna è stata portata in ospedale, dove è arrivata cosciente ma molto grave, ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto, dopo l'accaduto, anche l'assessore Elena Pagotto e la consigliera Maria Grazia Martignon, che abita poco distante dal luogo. Il giovane alla guida è risultato negativo all'alcol test, è stato ascoltato dai vigili. Una strada a lunga percorrenza, abitata da diverse attività commerciali, la Postumia. Proprio in questo punto, diversi anni fa, un anziano perse la vita, stava attraversando sulle strisce. A maggio di quest'anno un altro anziano di 85 anni poco più avanti fu investito mentre attraversava la strada, la bicicletta a mano ed un tosa erba che aveva con sé. Infrastrutture, piste ciclabili, semafori intelligenti, però dobbiamo lavorare molto, ma soprattutto poi, e poi sentiamo anche cosa ne pensa il Presidente Palotti, sì le macchine, ma anche queste persone che ti attraversano la strada, sbucano da tutte le parti, all'improvviso attraversano, perché bisogna anche dirle queste cose, non è che tu puoi attraversare dove vuoi, come vuoi, quando vuoi. Qui c'è proprio una formazione culturale che non abbiamo, perché sbucano da tutte le parti all'ultimo secondo, ma anche sulle strisce succede questo. Non è perché sei sulle strisce che puoi buttarti, attraversare quando vuoi, perché tanto sono sulle strisce. Cioè qui tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, perché sì gli automobilisti, ma anche i pedoni, ma anche i ciclisti, quelli col monopattino. Ma io vorrei capire dove qualcuno vuole andare a parare, dove andiamo a parare, perché come ha detto il Presidente Palotti i morti stanno aumentando. Prego Visentin. Imprevedibile. Anche. Beh, le infrastrutture ci sono, ecco, le guardavo prima di arrivare qui, anche noi come Comune di Treviso investiamo sulle piste ciclabili, però l'imprevedibile è imprevedibile. A Santa Maria del Rovere mi viene in mente, perché ci passo ogni giorno, ci sono in giro di 100 metri 4 attraversamenti pedonali. Ogni settimana c'è sempre un pedone che ci rimette qualcosa e non sono persone ubriache, c'è la fretta, la frenesia di correre, le strade che sono intasate, arrivare su certi orari, la gente corre di corsa al lavoro, corre di corsa a casa, porta i bambini a scuola. L'imprevedibile c'è, perché noi abbiamo una densità abitativa, una densità delle macchine per le strade. Mettere in protezione le strade si sta facendo, però anche, per esempio, viale Brigata Treviso, ci sono i passeggi, di fianco ai passeggi c'è la pista ciclabile. Qualche incidente ci sono stati lì fra i pedoni, le biciclette, le macchine che svoltano senza accorgersi dei pedoni. C'è una densità di traffico talmente elevato che purtroppo queste cose avvengono. Nadia da Treviso, vai Nadia, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, sono d'accordo con te che hai detto. Devono anche rispettare i pedoni. I pedoni devono mettersi al punto dove devono attraversare sulle strisce. Aspettare un attimo, perché una macchina deve avere del tempo per frenare. Vengono giù dal marciapiede immediatamente, si mettono sulle strisce pedonali, però bisogna vedere anche la macchina, perché non ha il tempo di frenare. E mi succede tante volte che vengono giù e si mettono sulla strada. Dopo, dato che c'è il consigliere, prego. Vorrei ricordare che la Mirella sa, e mi batto da tanti anni, che la zona dell'isola, strada dei Tappi, non è guardata come il centro, come altre periferie. Io pago le tasse come i signori che abitano in Piazza dei Signori e vorrei vedere anch'io qualche lavoretto. Siamo dimenticati, si ricordano solo quando c'è da votare, vengono anche a prendere il caffè a casa mia.
Grazie, arrivederci e buona giornata e buon fine anno. Grazie. Allora, punti luce, anche perché lei è la casa che da una parte confina con Silea, da una parte confina con Treviso, dice Silea è illuminata, io no. Tutti promettono, ma poi dal dire e fare c'è di mezzo il mare. Lì abbiamo avuto un problema perché c'era un bando che aveva fatto l'amministrazione ancora all'epoca di Manillo, forse anche prima, che è stato fatto ricorso dalla seconda azienda che ha vinto il bando per l'illuminazione pubblica, che era stata data ai privati. E solo adesso siamo riusciti a sbloccarla e ci sono dei grossi investimenti da fare sull'illuminazione pubblica, mi pare dai 5 agli 8 milioni di euro sull'illuminazione pubblica. Quindi compresa via dei Tappi. Bisogna anche sistemare lì, perché anche quella zona lì, che è a ridosso della Restera, è una zona che viene anche trafficata da tante persone che vogliono camminare, portarsi su un polmone di verde al di fuori della città. Bisogna valorizzarla anche con dei punti Nadia luci. aspetta e spera, chissà che il 2024 porti questi punti luce, come ha spiegato per la prima volta, però giustamente c'era un bando, purtroppo è successo quello che è successo, dobbiamo riprendere tutto. Allora, ha sentito Palotti quello che ho detto io e anche la Nadia, nel senso che non si riesce più a capire quando uno esce di casa si fa le proprie regole. Allora i trattori dovrebbero rispettare quando c'è la coda, mettersi da parte e far passare, nessuno lo fa. Le frecce non si mettono più, la segnaletica stradale, lo ripetiamo perché così entra, chissà che qualcuno ascolti, è veramente un disastro. Ecco, le piste ciclabili non si capisce se sono obbligati a correre nelle piste ciclabili o no, uno dice sì, uno dice no, c'è una confusione totale. Cosa succede? Che uno esce al mattina e fa quello che gli pare. Cosa ci dice anche questa superficialità che poi vuol dire vittime, morti? Prego. Certamente la maleducazione stradale fa parte della nostra cultura, è una maleducazione tipica dei paesi latini, diciamo, perché al nord sono più disciplinati di noi, su questo non c'è il minimo dubbio. Qua si pongono dei paradossi incredibili, come persone che si lanciano sulle strisce pedonali, come dicevi tu, per attraversare senza guardare, che hanno la precedenza, quindi in teoria potrebbero farlo, ma è una questione di buonsenso. Attraversare la strada senza guardare le macchine che arrivano è comunque un errore che fanno, e tra l'altro è sanzionabile dal codice. Nessuno può attraversare la strada neanche sulle strisce pedonali lanciandosi su una macchina che magari sta già arrivando. Sì, però se tu lo investi, di chi è la colpa? Brava. C'è una questione di responsabilità che poi ricostruirla all'interno di un procedimento penale è sempre una questione molto molto complicata e molto difficile. Diciamo che c'è un privilegio anche giusto, se vogliamo, per quanto riguarda il traffico, cioè la viabilità più leggera, quindi per il pedone viene privilegiato, e soprattutto se è sulle strisce pedonali c'è una presunzione di responsabilità della macchina, è l'onere della prova della macchina che dice no, questo si è lanciato sotto la macchina, mentre invece non è l'onere del pedone di dimostrare, perché sulle strisce pedonali si presuppone che il pedone abbia attraversato correttamente. Chiaramente questo non vale per un tratto stradale dove non ci sono le strisce pedonali, dove il pedone non dovrebbe attraversare in quel punto. Quindi se la signora di ieri che ha fatto l'incidente ha attraversato sbucando fuori dove non c'erano le strisce pedonali, dove non poteva essere viste, è chiaro che la macchina non ha colpe, ma questo sarà oggetto di un'indagine approfondita, importante, di PM che sono seri, non sono mica dei ciarlatani, con un giudice che deciderà in primo, secondo, terzo grado. Quindi le persone coinvolte, purtroppo io mi unisco nella preghiera con tutti voi per sperare che la signora se la cavi senza conseguenze e che non abbia conseguenze gravi. Per quanto riguarda il processo penale si farà nel tempo, si vedranno le responsabilità. Oggi come oggi pensiamo alla vita della signora perché è in pericolo e quindi questo ci preoccupa non poco, al di là che abbia ragione o torto. Per quanto riguarda l'inciviltà stradale, la maleducazione stradale di tutti i soggetti coinvolti, monopattini, macchine, automobili, camion, trattori, quello che hai detto tu giustamente, deriva dalla maleducazione delle persone, cioè le persone vengono educate male, i genitori sono assenti, le scuole non fanno schifo. D'altronde dopo il Covid abbiamo visto, e mi riallaccio con un discorso che ha fatto la signora della telefonata precedente, che parlava giustamente di problematiche legate al fumo e anche all'alcol, ma c'è anche il fumo. Sono d'accordissimo con lei, forse per me bandirei le sigarette su tutto il territorio nazionale proprio, ma così come toglierei tutto il cibo spazzatura che c'è. Ci sono delle bellissime applicazioni, che non voglio fare nomi per non fare pubblicità, ma delle applicazioni che se voi scansionate il codice a barre ti dicono se stai mangiando schifezza
oppure stai mangiando roba buona. Io vi invito tutti a usarle queste applicazioni che sono facili da trovare, così potete vedere, perché l'alimentazione... Ma mi scusi, Presidente Pallotti, scusami, sai, ma il buon senso dove lo mettiamo? Non è facile prima usare il buon senso? Non è facile capire che forse quella è la via più breve, più veloce da intraprendere per dare sicurezza e rispetto, perché quello che manca è il rispetto alla persona. Tu quando esci da casa devi rispettare la persona che incontri, che ti muovi in bicicletta, a piedi, in macchina, manca il rispetto. Ormai veramente è una parola che non si conosce più e questo è molto grave, però io vorrei anche capire se lei è d'accordo, ma la sanzione è una sanzione molto pesante. Ad esempio, se ti trovo in monopattino, che non hai il caschetto, che non hai il gilet, che non hai proprio questi dispositivi importanti per la sicurezza tua e degli altri, io ti sanziono con 1.000 euro. Io vorrei vedere se tu inizi a mettere le mani attraversi dove non ci sono le strisce pedonali, 500 euro subito. Biciclette senza fanali, senza niente. Qua si blatera ma non si fa niente, e quando gli italiani non li tocchi sulle tasche questi se ne fregano talmente, perché così siamo. È inutile che ce la raccontiamo, siamo fatti così. Basta vedere poi quando con le autovelo cosa succede. Questi poveri sindaci delle volte sono visti solo per far cassa, mentre se tu rispettassi gli orari, i limiti di velocità non succederebbe niente, però nessuno vuole saperne. Questi comitati e ma allora uno cosa deve fare? Questi poveri sindaci cosa devono fare? Sentiamo Fabio da Padova. Vai Fabio. Ciao Mirella, saluto tutti, grazie. Ascolta, hai già detto tutto a te quello che volevo dire io. Comunque la pensi come me proprio. Ma volevo dire che io nel 2004 avevo fatto un brevetto che si chiamava il testimone, ovvero una telecamera che si è montata in macchina e che filma la strada, no? In caso di incidente si tira fuori la scheda, quella che registra il filmato, e c'è la dinamica, si vede tutto quello che è successo. Quindi se passi col rosso o passi col verde è tutto filmato, se uno si butta, come avete detto voi, uno ti attraversa di colpo, è tutto filmato, perché è importante dopo anche capire di chi è la colpa, no? Dell'incidente. E mi è stato rifiutato 2 volte dal Ministero dei Trasporti di Roma, sia dal Ministro Bianchi che dal Ministro Matteoli, perché hanno detto che l'Europa non prevede di installare tale apparecchiatura nei veicoli. A me pare una cosa un po' strana, comunque in Russia ce l'hanno tutti. Allora, il discorso, se posso finire, allora il discorso degli incidenti quando la gente beve, no? A parte che io se vado in un ristorantino vedo gli operai che arrivano, che bevono tutti, il 90% bevono tutti, e più di un bicchiere anche. Allora il discorso è questo, qui è la velocità che uccide più che l'alcol. Allora se io bevo e dopo vado piano è difficile che faccia un incidente, ecco, mentre se vado forte causo l'incidente, perché non ho più i riflessi pronti, però la velocità è quella che uccide. Allora ci sono macchine velocissime, da 500 fa quasi 200 all'ora. Hai capito? E le 500 c'è che la guida anche un ragazzo appena patentato. Quindi sono macchine che corrono troppo forte e non si sa perché corrono così forte, perché oltretutto in autostrada c'è il limite dei 130. Quindi fare una macchina che fa i 200 all'ora mi sembra che sia veramente da pazzi. Va bene, buon anno a tutti. Grazie Fabio. E vi saluto. Grazie caro mille. Fabio. Sentiamo come risponde il Presidente Pallotti, prego. Beh, avete messo tanta carne al fuoco. Io sono assolutamente convinto che l'assenza delle famiglie, della figura genitoriale di oggi causi tutto quello che voi avete detto fino ad oggi, cioè se uno non ha un rispetto degli altri ed esce in condizioni che non può rispettare gli altri o non fa niente per rispettare gli altri, è un problema di educazione, è un problema che i suoi precettori, i genitori, scuole o chiunque altro non è stato in grado di spiegargli. A me i genitori me li hanno insegnati i valori, quelli che
porto nel rispetto degli altri, anche quando guido e anche quando mi comporto quotidianamente. Mi hanno insegnato a guardare prima gli altri di me stesso. Evidentemente questo non c'è più o è carente, o forse la società di oggi che prende i bambini, li mette davanti a un cellulare a 3 anni perché è più comodo così almeno non disturbano, non danno fastidio, sta creando questa serie di robot lobotomizzati, una specie di automa che gira e non si rende conto di quello che fa e delle conseguenze che è quello che porta agli altri. Non è una questione di volontà ma di leggerezza, semplicemente, cioè non è che uno è cattivo perché non rispetta gli altri, semplicemente non ci pensa, non si mette più nelle panni degli altri, non capisce quando deve fare, quando può usare, semplicemente perché è incentrato sulla sua figura, sul suo ego, e quindi non vede gli altri, e quindi è un problema molto difficile da affrontare. È chiaro che la pandemia non ha aiutato e certamente non ci ha insegnato niente, perché è uno Stato che ha deciso di limitare tutti, di fermare tutti, invece di affrontare con coraggio quello che arrivava e di proteggere le persone giuste, ha deciso di comportarsi così lo Stato, causando dei danni enormi che oggi stiamo pagando, perché non è un caso che l'incidentalità stradale sia aumentata e che dopo il Covid ci siano delle conseguenze enormi a livello economico, a livello di stabilità delle famiglie, di separazioni, e soprattutto il problema più grave che è la denatalità, la crisi della natalità. Le mamme le donne non fanno più figli, la gente dice piuttosto di metterli al mondo in questo mondo non li faccio. Questo è un campanello d'allarme importante, ma non tanto perché si estingue il genere umano, si estingue la nostra patria, l'Italia, si estingue l'italiano, mentre invece figure esterne fanno continuamente figli uno dopo l'altro, e quindi dobbiamo accettare una perdita della nostra cultura, una perdita delle nostre tradizioni. Abbiamo visto che il Natale viene messo in discussione, Gesù non viene più chiamato Gesù ma viene chiamato Cucù, cioè sono tutte cose che non è che possiamo meravigliarci, signori. A livello demografico stiamo calando tantissimo e tra un po' manca mica tanto che saremo soppiantati da altre religioni, da altri modi di consumo. Sentiamo Visentin come commenta. Intanto un elemento di distrazione alla guida è questo. Cellulare. Purtroppo il cellulare non dico che sia come l'alcol, ma ci assomiglia tanto, porta a distrarsi nella guida. Per quanto riguarda la denatalità in Italia, diciamo che non è stata mai fatta, lo dico anche a colpa anche della mia parte politica, una politica giusta per le donne. Le donne hanno l'onere, purtroppo, di fare figli, di gestirli. Non sempre il papà, lo dico io per primo, non ho potuto seguire i miei figli, perché mia moglie per fortuna non lavorava, ma una donna ha il carico di farli, c'è un rischio anche nella vita di farli. Ha dei stipendi, se sta a casa troppo in maternità, corre il rischio anche di perdere il lavoro col tempo, perché una donna, o di non avere il lavoro, essendo in giovane età, preferisco dare lavoro a una donna matura, a un uomo che non va in maternità, mi può creare dei problemi all'interno della struttura. Bisogna fare una politica molto più radicale a favore della donna. Allora, Palotti, io però non sono d'accordo, ed è un pezzo che lo penso e lo dico anche questa mattina, con sta storia della pandemia che ha bloccato questi poveri ragazzi, poveretti sti ragazzi. Io non sono proprio per niente d'accordo. Allora, noi abbiamo avuto generazioni che hanno passato la guerra, che hanno passato la fame, la miseria, la carestia, e non sono né diventati pazzi e neppure facevano atti di vandalismo nel distruggere tutto, anzi con quel poco che avevano facevano tantissimo più di quello che noi facciamo adesso. Forse li abbiamo troppo viziati, loro al primo ostacolo cadono per terra e non riescono più a rialzarsi, e non solo questo, addirittura se si rialzano hanno dell'aggressività incredibile. Abbiamo visto ieri quel povero anziano diversamente giovane, come lo chiamo io, preso a calci e pugni solo perché aveva avuto un diverbio per un cane, da un ragazzo al di sopra di ogni sospetto, con la fedina penale pulitissima, ma c'è un'aggressività che non è dovuta alla pandemia. Palotti, ma di cosa stiamo? Ma vogliamo vedere che tutti i mali li ha portati la pandemia? No, non li ha portati la pandemia. È che culturalmente non ci siamo. Non ci siamo nei valori che deve trasmettere la famiglia, che sono i genitori. È questo che manca al ragazzo, non sa più dove sbattere la testa, si ritrova con 3 papà, 5 mamme, 8 fratelli, non sa più veramente capire
chi è veramente la sua famiglia. Questi genitori che si separano senza neanche avvertire questi ragazzi, non sanno neppure che i genitori si stanno separando, non sono mica degli oggetti i ragazzi, hanno una testa, sono delle spugne che assorbono il comportamento che vivono in casa, è quello che poi si manifesta quando escono da casa. Ci sono anche i bravi ragazzi, ma quelli li conosciamo. Noi dobbiamo colpire quelli che non si comportano bene. Ad esempio omicidio stradale, ma le risulta che ci sia l'omicidio stradale? No, scusa Palotti, ma di cosa stiamo parlando? Codice rosso, ma le risulta che ci sia il codice rosso? Il dopo codice, la tutela della persona, dov'è? Dov'è la tutela della persona, Palotti? Prego. Allora, per quanto riguarda la pandemia ti chiarisco il concetto. Quello che tu dici è giusto. Anni che furono, guerra e tutte altre cose hanno sempre incentivato le persone e le hanno sempre fatte diventare più forti. In questo caso sai perché la pandemia ha distrutto completamente i giovani, così come le persone normali? Perché abbiamo internet. La pandemia ha chiuso in casa della gente che si è rammollita su un divano guardando Netflix e giocando alla PlayStation e vivendo una vita virtuale, ok? Questo ha fatto la pandemia, unita coi social e con internet, ha creato questa mandria di lobotomizzati e di robot e automi che abbiamo in giro oggi. Questo è stato. Perché? Perché la pandemia non avrebbe mai potuto chiudere in casa i giovani negli anni '80, perché non avevano internet, non avevano Netflix, quindi non riuscivi a fermarli. Si sarebbero riversati per strada, avrebbero dato vita a proteste, scioperi, lotte, scontri, guerre di piazza, perché i giovani avrebbero creduto poco nella pandemia, perché sono giovani, incoscienti, coraggiosi, chiamateli come volete, e avrebbero dato battaglia. Mentre invece questa telefonino, come diceva il consigliere prima, ha lobotomizzato le persone, non solo i giovani chiaramente, però quando lobotomizzi le persone più grandi dici vabbè, ci sta, possono essere sedati, hanno meno forza, hanno meno situazione, quindi è una cosa che li può aiutare il telefonino e quant'altro, ma il giovane rinuncia a vivere. Questo è quello che abbiamo visto oggi. Siamo a questo punto importante. La scuola è mancata, hanno fatto la DAD, 2 anni praticamente di DAD. Dove vuoi andare quando gli togli anche la socialità? E il giovane che non si ribella, perché? Perché sta troppo bene a casa, tranquillo, sul divano, copertina, con la PlayStation e con Netflix. Dove andiamo? Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ciao Mirella, ciao. Un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, giustamente tu prima dicevi che un deterrente potrebbero essere anche delle multe salate, ma molto più salate di quelle che ci sono, e invece sono multe troppo leggere, sarebbe veramente un diversivo quello lì di applicare delle multe molto più salate, ma non solo a parole, dovrebbero essere supportate dai fatti. Poi una seconda cosa, io vedo per esempio, io vado via poco in macchina perché la macchina non mi serve, ma vedo anche in prossimità delle rotonde, dei passaggi pedonali, una macchina, ci vorrebbe il buon senso, una macchina dovrebbe andare a 2 km all'ora, a passo d'uomo, perché lì c'è un'infinità di persone che devono attraversare col cane, bambini, anziani, eccetera. Non ne vedo uno che rallenti in prossimità di questi passaggi pedonali che sono pericolosissimi. Qui ci vuole il buon senso che non c'è, capisci? Non c'è questa gente qui sub con le macchine nuove. È inutile che parliamo, hanno fretta, non vogliono rispettare, hanno fretta. Se uno va piano, un anziano si trova malauguratamente per la strada che deve andare piano, gli suonano, deve correre, capisci? È proprio ormai una follia collettiva. Ecco, un altro deterrente potrebbe essere quello delle scuole guida.
guida perlomeno. Le scuole guida non possono insegnare il buon senso, però potrebbero dire quando siete nei passaggi pedonali dovete rallentare, quasi a fermarvi, perché ci sono infiniti pericoli questi, non solo il codice della strada, ma anche purtroppo se tanta gente non ha buon senso bisogna ficcarglielo in mente che rispettino il buon senso. Ecco, queste potrebbero essere delle cose che possono portare a dei risultati. Buon anno a tutti. Grazie Livio, un grande abbraccio. Ascoltami. Scusa Palotti, ma mi spieghi dove vai su e giù? Mi ha fatto girare la testa. Sono curiosa di sapere cosa andavi a fare su e giù. Dai, dimmi. Qua sto gestendo, ho il pranzo da fare, non la sto facendo. Hai capito cosa stava facendo? Vedevo io che ogni tanto girava e mangiava, faceva di tutto. Allora, Visentin, come ci saluta? Ecco, questa telefonata di Livio fa capire molte cose, che i cittadini sono attenti e vorrebbero più sicurezza quando escono di casa, soprattutto da quelle persone che se ne infischiano altamente e pensano di essere loro i padroni di tutto. Tutti noi dobbiamo mettere qualcosa di nostro, cominciando a non bere quando si va a pranzo o a cena, cominciando a sapere che in centro storico si va piano. Magari adesso anche ci sono degli automezzi che permettono di avere delle accortezze in macchina che ti avvertono se qualcuno attraversa. La tecnologia non fa del tutto male, fa anche qualcosa di bene dalla tecnologia. Io non sono completamente d'accordo comunque col signore, col presidente. Palotti? Sì, perché là intervengono le famiglie. Non tutti i giovani sono stati inchiodati e sono inchiodati alla sedia sul computer a casa. Ci sono chi è ripartito, chi ha voglia di fare, c'è sempre, perché da 20 anni c'era la regola dell'individuo, sto bene io, stanno bene tutti, invece non è così, se sta bene la comunità sto bene anch'io, e invece c'è la regola che quando sto bene io, quindi c'è purtroppo le separazioni che non vado a capire perché o per cosa ci sono, ma tante volte qualcuno non riesce a buttarsi le cose alle spalle e dire facciamo uno sforzo, cerchiamo di andare avanti, dopo ci sono situazioni irrisolvibili, per carità, non dico questo. Ma però ognuno deve fare la propria porta. Sì. Grazie a Mirko Visentin, sono in chiusura, grazie Visentin. Palotti, veloce, come ci saluti? Allora, voglio dire una cosa, per quanto riguarda le multe, io non sono tanto d'accordo sull'aspetto economico e pecuniario, ma quanto del reinserimento di queste persone che sbagliano a fare lavori socialmente utili, aiutare le persone, cioè piuttosto di convertire in denaro, perché poi viene assolutamente strumentalizzato dicendo che le multe sono per ricchi oppure perché si vogliono mettere le mani in tasca agli italiani. È molto meglio utilizzare queste persone o togliendogli la patente, che quello è serio perché la gente fa paura alla patente più che le tasche, e invece quelli che sbagliano niente, devono fare i lavori socialmente utili, punto. Invece di pagare. Secondo te, Palotti, i lavori socialmente utili che abbiamo possono fare questo, portare la borsa della spesa, dare la borsa della spesa, accompagnare l'anziano? Ma di cosa stiamo parlando, Palotti? No, se questi sono i lavori socialmente utili che vediamo, è da spararsi un colpo in testa, te lo dico io, e aumenteranno sempre più. Palotti, devo chiudere perché ho altri ospiti. Grazie. Buone feste a tutti, grazie, pubblicità. Ciao belli, buon anno. Buon anno a te. Maggior tempo di percorrenza o maggior tempo di viaggio, questa è la dicitura che usa Trenitalia, che poi delle volte quando c'è il ritardo è anche gentile, ti regala i biscottini, quindi non è tutto negativo, però perché non dire ritardo? Tanto tutti ci accorgiamo, se come l'altro giorno il treno per il maltempo, per ragioni normali, mi ha fatto un'ora di ritardo. Come indorare la pillola al passeggero costretto a subire un ritardo del treno. Il risultato però è un giro di parole poco chiaro e che fa ulteriormente arrabbiare chi utilizza i mezzi pubblici. A dirlo il professore di grammatica italiano, esperto linguista dell'Università di Padova, Michele Cortelazzo, che in prima persona si è trovato faccia a faccia con l'avviso di Trenitalia. Sembra quasi che si voglia intortare i viaggiatori, cioè non te lo dico apertamente, magari tu pensi
pensi chissà che cosa. No, un minimo di chiarezza, di trasparenza, di rispetto per il viaggiatore. Nonostante il giro di parole, alla fine il ritardo è stato parzialmente rimborsato al professore, che dunque non si spiega questo strafalcione linguistico. Ma perché allora funziona bene? Ti danno i mezzi di conforto, cioè tutto quello che possono fare a fronte di una situazione non positiva. Ma allora perché non diciamo ritardo? Anni fa non si poteva dire guasto, una capotreno era stata multata perché invece di dire controllo tecnico aveva detto guasto. Ed è con noi il professor Michele Cortellazzo, professore emerito di linguistica italiana, accademico ordinario dell'Accademia della Crusca, l'Università degli Studi di Padova, che ringrazio e saluto. E saluto anche da Vicenza Chiara Peron, presidente provinciale FIDAS Vicenza, Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue. Grazie anche a lei, presidente, di essere qui con noi. Allora, professore, siamo degli strafalcioni? Certo che sì. Beh, ma il guaio è quando a non dire le cose per il verso giusto sono le autorità, le aziende. Per esempio, proprio nel mio blog 2 giorni fa ho scritto: il sindaco di Modena fa in questo periodo, ma lo fa ogni anno, una ordinanza per vietare di portare offendicula in centro. Per esempio spray. Ma non sa cosa vuol dire offendicula. Offendicula sono, che so, i cocci di vetro, le inferriate che si mettono per difendere le case, non un'arma impropria che abbiamo in tasca. Ecco, se anche un sindaco in un'ordinanza usa una parola figa, diciamola così, senza termini tecnici, per apparire competente, eppure la sbaglia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma soprattutto è una scuola che è all'altezza di questa linguistica, secondo lei, professore, o anche qua c'è qualcosa che non va? Allora, io tendo a non dare troppe colpe alla scuola. Teniamo presente che mediamente su 24 ore al giorno un giovane sta 4-5 ore a scuola, dove dovrebbe fare un certo tipo di cose, imparare cose che non sa, e però per le altre 19 ore è in mezzo alla società. Quindi c'è la tendenza a chiedere alla scuola di fare tutto in un tempo che rimane stabile. Allora è chiaro che poi alcuni fondamentali non riesce a darli come magari forse si davano 40 anni fa. Ma lo si davano 40 anni fa a una fetta molto più selezionata di giovani, perché la scolarizzazione era molto più ridotta. Ma una volta, secondo lei, professore, che lei anche l'ha dichiarato proprio dicendo bravo a Gino Cecchettin, fra uomini e donne il rispetto reciproco comincia dalle parole. C'era più rispetto oppure c'erano i valori che avevi, che avevano anche i nostri nonni, i nostri bisnonni, che poi tramandavano, che sapevano trasmettere? Ecco, forse anche il valore della parola che non si osava dire, che l'adulto stava attento a quello che diceva il bambino. Ormai sentiamo di tutto e di più, perché i ragazzini che sono spugne, quando escono da casa, parlano come parlano all'interno della casa e dicono le parole che sentono. Prego. Allora, che una volta, rispetto a quello che aveva detto, che ha detto Gino Cecchettin in un punto dell'intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa, dice: attenzione, noi da secoli usiamo delle espressioni che nascondono un'idea della società, un'idea del rapporto tra persone, soprattutto tra uomo e donna. Dobbiamo riflettere a che cosa diciamo, che cosa siamo abituati, che cosa una tradizione ci ha dato. Questo è diverso rispetto, diciamo, a un certo pudore che forse adesso, che certamente c'è meno di una volta, ma non è detto che, insomma, mascherare le cose sia sempre una cosa positiva in sé. Il problema è che
nella lingua che abbiamo ricevuto dai nostri progenitori e che noi proseguiamo, ci sono molte abitudini per cui quello che diciamo degli uomini è diverso da quello che diciamo delle donne. Quello che c'è dietro certe espressioni, per esempio Cecchettin diceva la mia donna, in realtà si dice anche il mio uomo, ma questa donna è mia. Questo è abbastanza normale, ci viene dalla tradizione, non è una novità. Eppure questo tradisce appunto un'idea di possesso, che era questo che diceva Gino Cecchettin, sul quale noi uomini dobbiamo quantomeno riflettere. Professore, la parola patriarcato che non si sentiva all'improvviso è esplosa, tutti la spiegavano a loro modo e la confusione era tale che preferiamo anche non sentirla più a un certo punto, perché non si riesce a capire chi ha torto e chi ha ragione e se c'è ancora questo patriarcato. Prego. Allora, patriarcato come parola, diciamo, nel senso di una società appunto nella quale la posizione, la figura, il peso dei maschi è nettamente superiore rispetto a quella delle femmine, ha avuto una diffusione relativamente recente. Prima magari si parlava di cose diverse, maschilismo, però appunto è indubbio che noi siamo figli di una società nella quale appunto la parità di rapporti fra uomo e donna non c'era. Adesso è la solita questione del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. È meglio di prima, non abbiamo ancora raggiunto un momento di vera parificazione. Però cosa succede in un momento nel quale comunque, per fortuna, le donne, insomma, è lei che è qui la padrona di casa, no? Che gestisce questa trasmissione. All'inizio della televisione non sarebbe stato possibile, quindi vediamo che c'è un'evoluzione. È che spesso, cioè quello che è accaduto è che gli uomini reagiscono in una difesa aggressiva, alcuni uomini ovviamente, non tutti, rispetto a questa evoluzione. E allora da una parte abbiamo le donne molto più coscienti della disparità e della necessità di superare questa disparità. Alcuni uomini che resistono, e allora questa idea di sottolineare che il patriarcato esiste ancora. Il patriarcato è quindi il predominio dell'uomo sulla donna, perché questo che vuol dire è una cosa che ci portiamo dietro da millenni, certamente non scompare in un attimo, però adesso abbiamo una coscienza che non è una cosa giusta e quindi nasce anche l'esigenza di avere una parola che denunci questo fatto. Abbiamo Giulia da Venezia in linea. Ciao Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là. Volevo, Mirella, fare gli auguri di buon anno a tutta la grande famiglia di Rete Veneta, alla redazione, a tutti e anche a tutti i tuoi volontari, Mirella, che lavorano con grande gioia, proprio lo fanno volentieri in cambio di niente. E così volevo salutarvi tutti, farvi un grande abbraccio e augurarvi tanta e tanta salute nel buon anno nuovo che verrà, speriamo sia meglio di questo. Allora Mirella, ti faccio un grande abbraccio, soprattutto a te per tutto quello che fai, che hai fatto, Mirella, che farai, e ti saluto. Vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Carina. Ciao Mirella. Ciao cara, ciao cara. Hai sentito, stamattina l'ho chiamato anche dal Canada, da Vancouver, per salutarci, perciò fa molto piacere sentire quanto grande è questa famiglia. Ma la parola donare, ecco, ne parliamo adesso con Chiara Peron, presidente appunto FIDAS, donatori di sangue. Ecco, donare, questa parola magica che noi nel mondo del volontariato conosciamo benissimo, e anche là stanno arrivando con Amanaia, presidente
Presidente, con la burocrazia che sta eliminando quel volontariato vero, quello puro, quella parola vera del volontario, perché a qualcuno dà fastidio questo volontario. Ecco, c'è un qualcosa, una multinazionale del volontario che sta nascendo, a mio avviso, lo dico tranquillamente, ecco, eliminando quella che era proprio la vera parola del volontario. Cosa ci dice? Donare, ecco, questa parola magica, prego. Buongiorno Mirella, buongiorno al professor Cortellazzo e grazie per l'invito. Donare è una parola meravigliosa, Mirella, perché presuppone il fatto di preservare un po' del nostro tempo personale per gli altri, per cercare di far star bene gli altri. Nel mondo dei donatori di sangue questo è una grande cosa, è una grande azione, perché ogni giorno i donatori di sangue cosa fanno? Si recano nei centri di raccolta sangue, tendono il braccio e donano qualcosa di sé, che possa essere sangue piuttosto che plasma, piuttosto che piastrine, e con un piccolo gesto che dura veramente pochissimo permettono alle persone di poter stare bene, di poter avere una speranza di vita, e questo è fondamentale. Noi lo facciamo con orgoglio ogni giorno. È vero che il volontariato, come dice lei Mirella, oggi non solo da oggi ma da un bel po' di tempo, affronta un bel po' di burocrazia, tant'è che io dico sempre che attendere le organizzazioni piccole andranno a sparire naturalmente, perché non saranno in grado di avere né mezzi né strumenti per rimanere a galla, perché quello che il terzo settore richiede lato burocrazia è impensabile per chi è piccolino. C'è bisogno di struttura, c'è bisogno di persone, di professionisti pagati, perché i professionisti non è che perché noi siamo delle organizzazioni di volontariato ce lo fanno a gratis, devono essere pagati anche loro, ma è giusto, è corretto, e di conseguenza anche qui probabilmente a attendere ci saranno più organizzazioni che probabilmente magari opereranno nello stesso ambito e cercheranno un pochettino di mettersi assieme per rimanere a galla, per forza di cose. Però Presidente, quello che non mi tornano sono i numeri. Il volontariato non ha giovani, pochissimi. Li troviamo forse nelle realtà che loro si fidano di più, che sono le realtà ambientalistiche, perché non si fidano del mondo in generale del volontariato. Perché secondo lei sta succedendo questo? Il volontariato ha bisogno oggi di responsabilità, cosa che anni fa probabilmente non richiedeva più di tanto. La responsabilità oggi nella gestire per esempio anche i soldi è una grande responsabilità, e tante persone questo non se la vogliono prendere. I giovani oggi ci sono, sentivo prima che parlavate appunto dei giovani, del fatto che il Covid li ha lobotomizzati eccetera eccetera. Non è così effettivamente per tutti, perché ci sono tantissimi giovani che hanno tanta voglia di fare, di operare, e io lo vedo nel nostro piccolo all'interno di Fidas Vicenza, che ringrazio ogni giorno perché veramente, anche se hanno mezz'ora, quella mezz'ora la dedicano a fare qualcosa per gli altri. Qui è tutta questione di educazione e di cultura. Probabilmente siamo anche noi che dobbiamo cercare di fare maggiore cultura, cercare di ingaggiare maggiormente i giovani, fargli piacere il volontariato. Il volontariato non deve essere una costrizione, il volontariato non deve essere pesante, ma deve essere anche divertente, e i giovani lo accolgono più volentieri se trovano un qualcosa che è confacente anche con la loro portata, con la loro dimensione. E questo è un grande sforzo che stiamo facendo anche noi all'interno della nostra organizzazione di volontariato per cercare di attirare questi giovani. Non è facile, ma noi le tentiamo tutti, perché se non le provi mai puoi sapere come va a finire poi alla fine. La ringrazio Presidente per queste parole molto importanti, perché i giovani vogliono essere protagonisti, Presidente, non li rendiamo protagonisti, noi li usiamo come oggetti, mentre loro prima vogliono essere intrigati, poi diventare protagonisti, e questo non glielo lasciamo fare. Ma queste due parole, professore, donare, dono e volontario, volontariato, ecco, come ce le spiega? Cosa sono queste due parole magiche, però molto strumentalizzate ultimamente? Allora,
le parole sono fatte per essere strumentalizzate, ne possiamo trovare tante, quindi appunto le parole sono lì e dipende da chi le usa, da che fini ha. Certamente donare ha una caratteristica rispetto ad altre parole dello stesso ambito semantico, che è quello di dare senza aver nulla in cambio. Credo che questo sia il concetto fondamentale che emergeva anche da quello che diceva la Presidente. E quindi questa è, diciamo, la parola. Ecco, vorrei pensare, noi possiamo dire donare e regalare. C'è più altruismo, direi, in donare che in regalare, perché regalare in qualche maniera implica un rapporto di dare e avere che è sotterraneo, mentre donare no, è appunto un qualche cosa di altruistico senza contraccambio. Volontariato, diciamo, è una parola relativamente recente, perché non che una volta non ci fossero persone che donassero qualche cosa. Il volontariato c'è da quando c'è la burocratizzazione, la parola intendo, non il concetto, a quando c'è la regolamentazione. Allora, le regolamentazioni sono sempre delle cose positive, perché permettono anche di distinguere chi fa le cose bene, chi le fa male, eccetera. Però poi c'è il rischio che la regolamentazione non serva per far funzionare meglio le cose, ma che le cose incominciano a funzionare perché devono essere regolamentate. Allora, io credo in tutti i campi, io l'ho visto fino a quando sono andato in pensione all'università, che la burocratizzazione aumenta sempre più, senza che questo vuol dire che le cose funzionino meglio. Anzi. E nel concetto di volontariato, che al fondo è la stessa cosa di donare, quindi un'azione altruistica, senza contraccambio, eccetera, incominciano a entrare tutta una serie di regolamentazioni che fino a un certo punto sono sacrosante perché distinguono i buoni dai cattivi, e dopo invece sono questi aggravi di cui si parlava e che, per esempio, ecco, io non lo sapevo, ma se si dice che uccidono le iniziative più piccole, a volte sono le iniziative più piccole che sono quelle più altruistiche, più legate al concetto di donare. E allora dobbiamo chiederci se vale la pena, no, e se è un'evoluzione della nostra società giusta, e se a quel punto parole come donare hanno ancora il loro vero senso, come lo avevano all'inizio. È la parola che usa il volontario, che dice: a questo punto chi me lo fa fare, perché se questo comporta quello che devo fare, che vogliono che faccia, io non ci sto più e sto a casa. Abbiamo Claudio da Marano, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Una delle parole che potrebbe mettere in confusione è l'appropriazione indebita, che uno del popolo penserebbe che è un politico che si appropria dei debiti del comune. In realtà è tutto il contrario. Cioè, allora bisogna cercare, anche quando si parla di politica, di capire che c'è sempre dove l'acqua del mulino, no? C'è sempre l'acqua, specialmente quando si va a votare dei partiti che fanno capo a delle televisioni. È ovvio che il mulino gira l'acqua dei partiti. Cioè, se si vota dei partiti che hanno delle televisioni, è inutile pretendere che poi accendere la televisione e non avere tutte le notizie. Buona giornata signori. Grazie Claudio. Allora Presidente, quello che volevo chiederle, ecco, com'è stato questo 2023, cosa si aspetta dal 2024? Ecco, queste donazioni che devono assolutamente aumentare, abbiamo fatto dei passi avanti, ma i numeri sono ancora un po' risicati. Ecco, com'è questo italiano, perché a me piace parlare a livello nazionale, perché tutti quanti avremo bisogno di capire l'importanza della donazione, specialmente del sangue e degli organi, ma
ma se ne è parlato poco, ecco, forse si inizia da pochi anni a sentire la parola e sentire soprattutto le associazioni che spiegano questo mondo della donazione. Prego. Sì, è un mondo particolare, è vero, non se ne parla tantissimo, se ne parla magari quando accade qualcosa di brutto, di particolare, tant'è che di recente c'è stato anche il Fedez di turno che ha fatto un po' di chiasso per quello che gli è accaduto e ha organizzato anche un evento su Milano per promuovere il dono del sangue, bene così. Però finito quello, poi è passato il santo, passato il miracolo, come si suol dire. Abbiamo necessità di continuare a parlare di donazione di sangue, di organi, di midollo osseo, perché oggi è fondamentale, perché il sostentamento dell'umanità si basa su questo e non su altro. Per Fidas Vicenza il 2023 è stato un anno importante dal punto di vista delle donazioni. Oggi è l'ultimo giorno di donazioni dell'anno, quindi con oggi si chiude proprio l'anno solare, di conseguenza poi vediamo come è andata a finire, ma le prospettive sono buone. Già il 30 di novembre avevamo oltrepassato le 26.000 donazioni nel Dipartimento di Vicenza, un numero importante considerando che sono mal contate nell'arco di un anno, si raccolgono in tutto il Dipartimento di Vicenza, tra tutte le associazioni del dono del sangue, 53.000 donazioni e quasi una trentina le facciamo noi come Fidas Vicenza, quindi direi che dovremmo essere abbastanza in linea con l'anno precedente. È stato un anno importante perché abbiamo sempre comunque le aperture ridotte dei centri trasfusionali, dei centri di raccolta sangue, dovute ad una carenza di medici che da qualche anno si protrae, carenza di medici che oggi ancora siamo lì che gestiamo, e quindi io ringrazio sempre comunque i primari di ULSS 7 e di ULSS 8 perché ci mettono sempre l'anima e il cuore per cercare di tamponare in qualsiasi maniera, per cercare di recuperare delle persone da inserire nell'organico piuttosto che liberi professionisti da inserire. Però siamo sempre lì con l'acqua alla gola, non c'è mai un momento di serenità e probabilmente non ce l'avremo neanche in futuro perché purtroppo dal punto di vista Presidente, devo correre perché sono in chiusura. Prego. Grazie veramente, ma la inviterò ancora e daremo anche i numeri, non perché diamo i numeri, ma numeri veri. Professore, io voglio chiederle una cosa, ma il dialetto è una lingua o non è una lingua? Ci vuole spiegare, perché se l'Italia è divisa a metà sui dialetti, cosa ci dice? No, allora l'Italia non è divisa a metà, è tutta fatta di dialetti. Allora, i dialetti dal punto di vista linguistico sono assolutamente delle lingue, ma tutti i dialetti. Tutti, cioè, per esempio quando io ero studente, quindi si parla di un'era fa, uno dei miei professori, Giovan Battista Pellegrini, aveva fatto un'indagine per vedere quali fra le lingue e i dialetti era più lontana dall'italiano. Quella che è risultata più lontana, poi si può discutere, era il lucano, che noi in genere magari non pensiamo come uno dei dialetti, perché pensiamo al veneto, appunto, al napoletano, al siciliano, eccetera. Quelli più conosciuti, diciamo. Quelli più conosciuti, però tutti hanno le loro caratteristiche fonetiche, la loro grammatica, eccetera. Quindi da un punto di vista linguistico i dialetti sono lingue. Cosa è successo? Che per garantire una comunicazione più estesa rispetto a un'area geografica si è scelta una lingua che si affianca alla lingua dialetto, diciamo alle lingue dialetti, per permettere a un siciliano di poter comunicare con un veneto, con un piemontese. Quindi è una cosa, diciamo, abbastanza naturale, perché quasi nessun essere umano è perfettamente monolingue, cioè conosce solo una lingua e in una sola versione. Certo, una delle caratteristiche della biodiversità linguistica dell'Italia è che i dialetti fino a pochissimo tempo fa erano molto vitali, nel Veneto lo è ancora, in altre regioni molto meno. Nelle generazioni adulte e anziane lo è molto di più, nei giovani un po' meno, in alcune zone nei giovani assolutamente no. Questa è un po' la situazione. D'altra parte, 2000 anni fa parlavamo latino, adesso nessuno più parla latino, succederà qualche cosa di nuovo.
Grazie al professor Michele Cortellazzo, professore emerito di linguistica italiana, grazie a Chiara Peron, presidente Fidas Vicenza, veramente grazie, tanti auguri e adesso ascoltate la posta di Mirella, grazie. Bene. E adesso andiamo a vedere i presepi, questo presepe bellissimo, un altro presepe oltre a quello di Giulia Cecchettin, fatto da Guido Cortese, che ha realizzato anche questo per la pace, questi soldati che si stringono la mano in tempo di guerra, venite a visitarlo perché anche questo è bellissimo, come tutti i presepi che ci sono a Villa Margherita Inclusiva, andiamo a vedere. E adesso leggiamo la lettera che è arrivata per Giulia, dopo aver sentito il professor Michele Cortellazzo, professore emerito di linguistica italiana, sentiamo cosa scrive Francesca Ceccato, tra me e me. Per Giulia. Credo di aver imparato, ho capito, che non va dato seguito e non va dato seguito a quel giudizio che ci annienta sulla nostra pochezza. O peggio, su rilevare i nostri errori che non sono tali. Perché mai vi è errore? Ma vi è condizionamento. È un condizionamento che condiziona il nostro operato, prima ancora che lo sia. E da qui la difficoltà a mostrare il nostro operato. Andare avanti è ciò che conta. Se vi sono le imperfezioni, ciò è dovuto al momento che stiamo vivendo. Non è ciò che facciamo che conta, ma ciò che siamo. Perciò devo scoprire chi sono, convincermi ed usarmi per quella che sono e usandomi mi convinco. Vorrei sapere tutto prima, ma ciò non è possibile. Nell'uso, nell'azione, nel movimento, quindi io mi potrò riconoscere. Perciò niente recriminazione. Il non conoscermi può condizionare la mia azione, il mio movimento. E qui interviene la possibilità e l'accettazione, che sta nello scegliere di muovermi pur sapendo di essere condizionata. È così? Io mi muovo perché mi fido dell'esistenza. Non riesco ad immaginarmi diversamente viva, diversamente appagata. Vuol dire che ognuno di noi ha qualcuno che gli tira la fune. Per uscire dalla palude? È questo qualcuno che cerchiamo? Per arrivare poi a noi stessi e capire e constatare che possiamo noi stessi darci la corda. È misterioso che l'uomo non conosca se stesso, ma che abbia bisogno di un altro uomo su cui specchiarsi, fino a quando poi non riconosca che la persona su cui si rispecchiava era egli stesso. Vi è poi un completamento che viene dall'altro. Anche se siamo completi noi stessi, per la logica dei contrapposti non si potrebbe che rispondere affermativamente. Quando mi arrabbio con gli altri perché mi trattano con l'inganno e li accuso, perdo la voglia di fare, di muovermi, di andare avanti e me la prendo con l'altro, perché è il mio specchio? E questo vuol dire che io me la prendo con me? Ma come si può agire tranquillamente se ti senti un coltello nella schiena che ti lacera quando ti muovi? O come si può evitare di sentire la lacerazione perché il coltello è solo frutto di un'immaginazione che nasce dal condizionamento che ci ha impedito e ci impedisce di riconoscere la nostra divinità e quindi onnipotenza? Come accettare che le persone più vicine siano le tue nemiche ed aver presente che l'inimicizia è nei loro confronti e non nei tuoi?
Come posso vivere in profondità e in leggerezza nello stesso tempo? Eppure non ho dubbi. E sempre ne ho la riprova che esiste sia la grandezza che la profondità che mi appagano, mi contengono, mi nutrono, mi meravigliano, mi trascendono e mi trascinano e mi lasciano senza parole. La vita mi dà in abbondanza, eppure a volte mi manca la vita. Francesca Ceccato. Grazie Francesca, grazie a voi, buone feste e basta, non ho altro da dirvi se non grazie.